emozionante di queste giornate, evento straordinario e forse irripetibile, è stato l'apertura della regata storica di Venezia, in zattera, lungo il Canal Grande, con una zattera costruita secondo tradizione e con a bordo alcune personalità, oltre ai rappresentanti delle varie associazioni. Un evento che ha suscitato un giustificato entusiasmo ed ha celebrato in modo spettacolare il secolare legame tra la montagna bellunese e la magnifica Venezia, la città sull'acqua unica al mondo. Siamo costretti a riproclamare un nuovo stato di agitazione nella casa di riposo di Sossano per il reiterarsi dei comportamenti antisindacali, tra cui la riduzione del fondo senza che ci sia stata fornita alcuna documentazione utile per verificare le motivazioni della riduzione del fondo. Sindacati e lavoratori uniti sul piede di guerra per sollecitare un incontro e un'intesa con la direzione della casa di riposo Michelazzo di Sossano. Un incontro con la stampa oggi per sottolineare il forte disagio del personale per il mancato accordo del rinnovo contrattuale. In discussione non solo la parte economica relativa al salario accessorio, ma anche la modifica unilaterale dei turni di lavoro che appesantisce, secondo i sindacati, una situazione già precaria del personale. Ci vediamo costretti ulteriormente a proclamare stato di agitazione in quanto l'amministrazione continua nel suo perpetrare un comportamento di totale disconoscimento dei diritti sindacali e dei diritti dei lavoratori in ordine al trattamento economico fermo dal 2021 e in ordine anche alla gestione del turno di lavoro. La mancata contrattazione di questi ultimi anni ha visto non pochi problemi per i lavoratori e lavoratrici di questa casa di riposo, non ultima una sorpresa dei turni di lavoro, di una modifica dei turni di lavoro che hanno portato un'ulteriore decurtazione in busta paga dei lavoratori che si sono visti non riconosciuta l'indennità di turno a loro dovuta. Buongiorno, buongiorno. Siamo partiti con le immagini bellissime di questi zattieri
Domenica ci sarà, anche sabato sera vedremo Venezia in un'immagine, una cornice stupenda, meravigliosa per il Redentore, perciò vedremo le immagini che abbiamo visto. Questi uomini, tanto lavoro, quanto sacrificio, pensate una volta, poi non si diventa più forti, sani e belli come li abbiamo visti, si diventa anziano e te diventi una scoassa se non te ga ischei da poter permetterti di entrare su una struttura o di avere una badante a casa. Ma non solo questo, il problema è che nel 2024, anche se hai i soldi, non hai i posti letto, perciò cosa faccio? Oppure avete sentito il professor Zanus, che abbiamo avuto ospite proprio l'altro giorno dell'ULSS 2, il chirurgo, che ha detto noi facciamo i grandi interventi, il problema è quando abbiamo finito che non riusciamo a mandarli a casa. Allora, ne parleremo questa mattina con Marco Tappari, presidente Casa di Riposo Villa Belvedere di Crocetta del Montello. Buongiorno. Buongiorno Tappari, che abbiamo visto anche il servizio e sentiremo anche lui cosa ci dice. Saluto anche da Conegliano Giuseppe Lossego, presidente Ordine Farmacisti Provincia di Treviso, perché come sa benissimo il dottor Lossego, i farmacisti ormai diventai come i preti, i medici di famiglia, l'unico punto di riferimento che hanno le persone, fortunatamente dico io, e devo anche ringraziare il dottor Lossego perché vi trovo sempre, io entro in tante farmacie sfortunatamente, ma a causa del banco solidale che ho sempre bisogno, e devo dire che trovo una gentilezza dappertutto, una gentilezza, ecco, sanno ascoltare, cioè non è vero che su tutto funziona così, e perciò devo dire grazie, perché è questo quello che io vedo. Non so se a casa siete d'accordo, casomai chiamate e dite. Allora, partirei subito con Marco Tappari, rinnovi di contratti di lavoro. Ecco, io sono dell'idea che in Italia paghiamo tantissimo gente che non fa niente, non paghiamo quello che lavora veramente col sudore. Ho visto un messaggio da Baciardi l'altra sera, col sudore non si fa ischei, dice. Forse è anche vero, se rendiamo conto che è proprio vero, basta guardare sulle strade chi poi uomini con che stipendi chi ha, e vabbè, non importa, vedremo cosa combineremo andando avanti anche con un governo, ma io cambiare 70 governi, non so. Allora, Presidente, cosa ci racconta? Com'è la situazione, anche se Villa Belvedere magari è una nicchia, un fiore all'occhiello? No, beh, allora, non conosco la situazione di Sossano, ma quando i sindacati si espongono così evidentemente qualche difficoltà c'è. Concordo, Mirella, le persone che lavorano devono essere riconosciute sempre, non solo a parole, ma anche a fatti. Allora, tu hai citato Villa Belvedere sarà un'isola felice. Io faccio sempre l'esempio, abbiamo finito il periodo Covid di fatto il 30 giugno, l'altro giorno si può dire, no? Perché ricordo sempre che tutto il mondo lo aveva superato, ma nelle case di riposo mascherine, procedure e quant'altro erano attive fino al 30 giugno, cioè fino alla settimana scorsa. Periodo Covid, noi abbiamo dato 2 incentivi straordinari a tutto il personale. Credo di non sbagliare se dire che se non siamo stati gli unici, siamo stati davvero tra i pochi a farlo, case di riposo. Per quello che riguarda il tema del fondo produttività, io credo che debba essere riconosciuto a queste persone, Mirella, perché tu prima hai citato che gli anziani li hai definiti scoasse purtroppo. No, no? che si definisce così, poetti, meglio che morimo e dise. Dico, Mirella, che alla fine, non essendoci ricambio generazionale, anche il lavoratore ogni anno è un anno più vecchio e deve fare un lavoro che è sempre più difficoltoso, e quindi davvero almeno il riconoscimento economico deve essere garantito. A questo, Mirella, aggiungo anche che bisognerebbe incentivare le persone ad avvicinarsi a questi lavori, perché si fa anche fatica a trovare il ricambio generazionale, soprattutto sugli OSS, e quindi la leva economica potrebbe essere uno degli argomenti per far sì che qualcuno si riavvicini a questo mondo. Sentiamo anche come commenta il dottor Lossego, il dottor Giuseppe Lossego, presidente Ordine Farmacisti Provincia di Treviso. Ecco, dal suo importante osservatorio cosa sta vedendo? Perché io vedo molti diversamente giovani purtroppo con tanti acciacchi, tante patologie, e la farmacia bisogna assolutamente andare, ma delle volte non solo per quello, anche per sfogarsi, per avere qualcuno che ascolta, o sbaglio, dottor Lossego?
No, Mirella ha perfettamente ragione. La prima necessità degli anziani, parliamo degli anziani ma vale un po' per tutti, è la possibilità di avere qualcuno col quale poter parlare. E lo vediamo in farmacia ogni giorno. Il primo pensiero è quello di potersi sfogare, di poter condividere le proprie paure, i propri timori, i propri dolori, per vedere poi di trovare qualcosa o una parola di conforto che possa aiutare veramente a mandare avanti queste situazioni complesse, perché di situazioni complesse si tratta. Sentivo il Presidente prima parlare delle case di riposo, noi lo viviamo ogni giorno in farmacia questo problema, il passaggio dei genitori da una situazione normale a un ricovero in ospedale e quindi successivamente a un passaggio in una casa di riposo è un trauma che per l'anziano è veramente una cosa molto molto difficile da sostenere. È una cosa per la quale tutti dobbiamo essere preparati ad accompagnare, perché ci auguriamo che questa sia la fine per tutti noi, ci auguriamo di arrivare molto in là negli anni, ed andando molto in là negli anni ovviamente questo ci aspetta. Per questo è importantissimo che i presidenti delle case di riposo, i comuni, le farmacie, i medici siano attivati ad assistere la persona anziana in questo delicato passaggio della loro vita. Vede, dottor Lossego, sentire questo primario chirurgo l'altro giorno, dove veramente era molto preoccupato, perché sì, faccio il grande intervento, ma se poi lo mando a casa e non c'è nessuno che lo può aiutare a curarsi, perché poi c'è anche una terapia diversa, abbiamo bisogno di riabilitazione, cosa faccio? E capisce sentire anche Presidente Tapari che nel 2024 ci sono liste d'attesa incredibili, anche pagando non ci sono posti letto. Ecco, io l'altro giorno, ripeto, mi sono molto arrabbiata sia col consigliere Caldato che col Montanariello, non sono arrabbiata con loro, ma nel sistema, perché quando io ho detto abbiamo Villa Franchetti a Treviso da anni che se la passano, che deve diventare solo un albergo a 5 stelle o la casa del Prosecco, invece magari di cercare di capire cosa ha bisogno il territorio, che ha bisogno anche di questi inserimenti dei diversamente giovani, magari anche con un asilo, magari anche con un ostello di giovani. Bisogna avere progetti, bisogna presentare progetti in sicurezza. Sì, ma scusate, non siete là per quello, cioè se dal 2005 che aspettiamo che faccia queste strutture, ma strutture non ne vediamo. Come mai secondo lei, ecco, c'è questa mancanza di ascolto su quello che veramente serve al territorio? Giustamente lei dice, io sto allargando, Montebelluna sta allargando, sì, ma mi non adesso fortunata di sperare di entrare da Tappari o da Bordin. Io devo essere fortunato ad avere quello che mi aspetta di diritto, che è quando nel momento che non ho più la forza di essere indipendente oppure di curarmi da solo, devo essere aiutato. Ho una pensione, dovrei essere automaticamente messo nelle condizioni che questo avvenga. Invece no, perché se hai la pensione bassa devi fare una domanda, devi intervenire la regione, non è così semplice. Se anche hai soldi non ci sono i posti, se anche c'è il posto non ci sono gli infermieri, gli OS, ma allora Presidente Tapari, dove andiamo a parare se continuiamo così? Mettendo in fila le cose, Mirella, il punto primo è che le persone invecchiano sempre di più, l'Italia è il secondo paese più anziano al mondo, ma ormai non è che lo diciamo da oggi e neanche da ieri, è un trend che continua da decenni, quindi a livello di programmazione la mancanza dei posti, lo possiamo dire tranquillamente, è frutto di una mancata programmazione generale su quello che è l'andamento dell'invecchiamento della popolazione oggi in Italia, perché non ti nascondo che anche da noi le liste di attesa sono lunghe, ma è normale, se tu hai 100 persone anziane e hai sempre 30 posti, l'anno dopo hai 110 persone anziane ma sempre 30 posti, il problema invece che diminuire diventa sempre più grande. Quindi il primo tema sarebbe quello di individuare magari aree già esistenti da poter riqualificare e destinare a questo tipo di servizio. Io sono anche scettico sul fatto che nel PNRR è stata tagliata proprio questa parte di spesa, poteva essere davvero un'opportunità almeno per l'Italia, visto il tema anziani, per poter andare
ad intervenire almeno in parte sul problema. E quindi se abbiamo gli strumenti non li utilizziamo, ma quando li abbiamo o possiamo averli, addirittura andiamo a tagliarli, diventa poi difficile. Ma chi è secondo lei che ha tagliato questa spesa che era prevista nel PNRR? Per questo era previsto nel PNRR, soprattutto attenzione al sociale. Il sociale vuol dire anche questo, terzo settore, chiamiamola come vogliamo. Il tema PNRR è un tema prettamente governativo, quindi è Roma sostanzialmente. E anche qua poi si va secondo me a un conflitto di competenza, perché se la tematica sanitaria o sociosanitaria è una tematica regionale già in carico alla regione, bisognerebbe davvero magari concordare in conferenza Stato-Regioni. Sì, perché la regione passa al governo, il governo passa alla regione, siete abbastanza autonomi in questo, dovevate farlo voi. E intanto l'anziano sta senza posto. Intanto l'anziano sta senza posto e sicuramente non merita dopo quello che hanno passato e lavorato, pagati e anche sottopagati, che qualcuno aveva messo anche i contributi, tanto per capire, perché anche pensioni basse e altri invece Gaotto Yacht, tanto per capire come funziona in Italia, perché è giusto anche parlare, perché è giusto capire che queste persone hanno bisogno di rispetto e di dignità. Sentiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Intanto saluto il farmacista, il dottore, che lo vedo con molto piacere perché viene spesso qua da voi. E dopo, chi che lavora nelle case di riposo è il mestiere più bello del mondo, più utile, perché si vicini alle persone anziane è un mestiere da tenere da conto, perché curano i nostri anziani. I geologi li vicino ai nostri anziani e li porta più avanti con l'età e li fa stare bene. Ma di cosa parliamo? Non dovrebbe essere neanche un problema sto qua. Ma capite cosa che fa la politica? E la politica che devo fare che addirittura i fai partire del calcio tra politici e cantanti e questi problemi qua non ne passa neanche a fare la testa, Mirella. Non capiamo, ma è vergognoso che sia gente così che si dà da fare per gli anziani e i politici se ne fa un baffo, pagai 15 euro al mese, ma è vergognoso. E dopo il discorso degli anziani, se i giovani si fortunati diventa vecchi anche loro e io allora c'è un problema per tutti quelli che là. Non c'è, ma adesso siamo il paese secondo più anziano del mondo, meglio. Vuol dire che viviamo di più, non dovrebbe essere una malattia o una mancanza. Ma penso missa. Comunque Mirella ti saluto, buona giornata a te e ai tuoi ospiti. Grazie, grazie caro Rinaldo. In effetti si sapeva che l'età anagrafica sarebbe stata questa, il problema è che in Italia manca la programmazione, nessuno programma mai niente su quello che serve. Su quello che non serve si programma e anche magari prevenzione, su quello che non serve, quello che invece serve non si programma. E la programmazione, eppure abbiamo esperti, burocrati, paghiamo super persone che dovrebbero fare di più di quello che ci aspettiamo e invece ci troviamo, mancano i progetti vengono presentati ma non vengono premiati, tornano indietro. Ma allora cosa dobbiamo fare noi che paghiamo? E ti paga Pantaeon che siamo noi altri, intanto paga e tasi, perché poi c'è anche l'arroganza di certi politici ma politicanti che pensano di essere chissà chi solo perché grazie al partito hanno preso i voti, ma se ti mandi in giro per l'Italia non sa neanche chi sei, non li conosce neanche, perché questa è la verità. L'arroganza del potere, ecco, come si combatte l'arroganza del potere, Tapari? Ma si combatte, Mirella, facendo crescere gli amministratori bravi, scusa se lo dico, perché alla fine cosa vuoi? C'è chi fa un percorso e magari è anche esperto e conosce la materia, però resta in condizione di non poter portare la sua esperienza a un altro livello. E quindi il tema che tocchi è un tema veramente delicato, perché la qualità amministrativa e la qualità della politica sono fondamentali per poter poi andare a migliorare la qualità della vita dei cittadini che amministri. E quindi io credo che davvero in Italia si sia perso un pochino quello che è il percorso e la scuola amministrativo e la scuola anche politica, cioè
La politica non è solo ricercare il consenso, la politica deve essere davvero funzionale al bisogno del cittadino, ma per poterlo fare devi avere gente che ha fatto un percorso e che capisce di cosa stai parlando. Scusa se lo dico con franchezza, ma la penso esattamente così. Segreterie dei partiti, mi pare che dovrei aver fatto questo. Una volta le segreterie che facevano un percorso a chi era iscritto e iniziavano da là per arrivare alla Z. Non è che arrivavi alla Z come adesso se non hai un minimo di percorso amministrativo, non ti sa neanche lei una carta, ma solo perché ti si protetto dalla segreteria te va avanti e qui bravi resti in grio, perché funziona così, abbiamo visto in Europa, vediamo anche qua da noi, purtroppo funziona così e funzionerà ancora perché il sistema è il sistema malato. La legge elettorale nessuno la vuole cambiare, tutti ne parlano ma nessuno vuole cambiarla, le preferenze non sappiamo perché facciamo anche la preferenza, poi molti sindaci prendono esterni e non capisco per cosa chi fa sta squadra a sto punto, tanto vai che lesemo solo il sindaco e abbiamo risolto il problema e dopo faccio chi che vuole, perché se mi do anche da fare, cerco di prendere anche dei voti e dopo resto a casa perché qualcuno che ha deciso che dall'alto che da piova un assessore designato, non andremo da nessuna parte perché abbiamo bisogno di persone competenti. Cosa ne pensa l'Ossego? Se lei in farmacia arriva uno che non sa resa una ricetta, cioè non sei che sia veramente, no, perché veramente funziona così in politica, non dappertutto perché si è anche bravi amministratori, non niente da dire, però quando che te scontri con questo e anche arrogante te capisci bene che dopo a Mirella diventa cattiva e ora là non ne parliamo. Prego dottore, la competenza e soprattutto la professionalità, ecco, perché poi dobbiamo abbinare anche questo, quanto importante è in qualsiasi lavoro, dottor Lossego. Sì, Mirella, io intanto mi riallaccio alla cosa importante che avete accennato prima, al fatto che la vita media in Italia sia tra i primi posti al mondo, il secondo posto al mondo, e proprio a proposito di programmazione della quale lei parlava giustamente, per ricordare che le cose non avvengono per caso. C'è un sottofondo, eccomi. Prego, benissimo dottore. Sì. Ecco, le cose non avvengono per caso, cioè la vita media si è allungata in maniera clamorosa perché c'è stato un lavoro dietro a livello per carità mondiale, ma in particolare a livello italiano, un lavoro grandissimo dei sanitari, un lavoro grandissimo della ricerca, un lavoro grandissimo della prevenzione. Tutti abbiamo collaborato e tutti stiamo collaborando per dare quelle che sono le indicazioni per vivere più a lungo e meglio possibile. Allora, se noi seguiamo una programmazione, un percorso, una professionalità in collaborazione con tutte le istituzioni, noi otteniamo questi risultati. La vita media si è allungata perché si è fatta ricerca e si sono trovati farmaci importantissimi in questi ultimi 15 anni che permettono di curare quelle malattie che prima erano devastanti, che facevano morire le persone a 60 anni. Ora con queste malattie si arriva fino a 80-85 anni. Si fa prevenzione che una volta non si faceva nella maniera veramente importante come si fa adesso, si fa prevenzione anche in farmacia, si fanno gli screening del colon retto, si fanno gli screening dell'ipertensione, si fanno delle ricerche per cercare di prevenire tutte queste malattie. E lo stile di vita incide in maniera assoluta le nostre raccomandazioni a limitare l'uso dell'alcol, a mangiare in maniera sana, a fare dell'attività fisica anche moderata, ma farla. Tutto questo, cioè tutta questa programmazione e professionalità di tutte le persone che giocano questo ruolo è fondamentale per ottenere il risultato finale. Allora, dottore, ieri abbiamo ricevuto una telefonata, avevo ospite il professor Silvio Garattini, che saluto perché una forza della natura, non so, una persona oltre 90 anni che gira il mondo, che si collega, ha scritto anche un libro.
È una telefonata di Paola da Padova che chiedeva come mai vengono ritirati certi farmaci dopo magari diversi anni che si prendono, all'improvviso vengono ritirati, come mai succede questo? E il professor Galatini è stato molto esplicito, ha detto perché quel farmaco là non produceva quello che doveva produrre, cioè non curava, non faceva niente, perciò viene ritirato dal commercio. Ma giustamente Paola diceva, ma non si può accorgere prima, cioè metterlo nel commercio, prenderlo magari per diverso tempo e poi non c'è più. Cosa dice? Com'è la questione dei farmaci poi appunto che se vengono ritirati non si trovano più? Sì, allora intanto Silvio Garattini è sempre stato una persona molto in gamba, molto preparata, però anche molto tranchant, molto decisivo nelle sue affermazioni. L'affermazione, come quella fatta dal professore in questo caso, non è proprio completamente azzeccata. Può succedere che un farmaco venga ritirato perché non svolge il suo compito nella maniera più totale. Delle volte invece capita il contrario. Capita che con gli anni si possa arrivare a scoprire che può provocare per esempio dei danni che non erano previsti. Perché? Perché quando si mette in commercio un farmaco nuovo, questo arriva dopo dei trail che sono degli anni e anni e anni di ricerca, deve superare tutta una serie di test, deve superare tutta una serie di analisi, viene dato in prova a pazienti campione, cavie, diciamo, dopodiché viene messo in commercio e viene continuamente tenuto sotto controllo. Tutti i farmaci sono assolutamente tenuti sotto controllo perché possono emergere anche in fasi successive, negli anni successivi, dei problemi. Ed è molto più frequente, mi creda, che un farmaco venga ritirato per magari qualche effetto collaterale che prima non si era riusciti a vedere, piuttosto che per scarsa efficienza. Perché l'efficienza si vede subito. Se un farmaco per la pressione deve abbassare la pressione, lo metto in commercio, o mi abbassa la pressione o non me la abbassa. Per cui diciamo che lì non è che ci sia molto da discutere. E invece è molto più probabile che questo farmaco con l'andare del tempo mi possa provocare degli effetti collaterali, allora viene magari ritirato o modificato o rianalizzato. Questo abbiamo sentito la versione del dottor Losico. Dottor Losico, un altro tema sono gli antibiotici. Si prendono troppi antibiotici, questo ha detto tutti gli esperti, ma chi è che prescrive l'antibiotico? Cioè non è che io vengo in farmacia e lei mi dà l'antibiotico se non ho la ricetta, o come funziona? No, perché tutti prendono antibiotici, sarà pure qualcuno che ordina questi antibiotici, non so che se fermano gli altri a ricetta a casa. Come funziona? Come mai c'è questo abuso di antibiotici? Prego. Sì, è un allarme, Mirella, mondiale, è un allarme gravissimo per il quale può succedere, ed è successo e succede purtroppo frequentemente ormai nelle nostre famiglie, e tutti rischiamo di toccare con mano questo problema, per il quale io vengo ricoverato in ospedale con una infezione e viene comunicato ai miei parenti che non c'è più nulla da fare perché l'infezione si è talmente estesa e non c'è un antibiotico esistente che possa curarmi, per cui io sono purtroppo destinato a morire. Questa è la triste verità alla quale stiamo assistendo oggi come oggi sull'uso inopportuno degli antibiotici, a cosa può portare. Questo perché l'antibiotico può essere prescritto solo dal medico. Deve essere dato dal medico secondo sua conoscenza in casi in cui venga accertata la presenza ovviamente di una infezione batterica, in questo caso deve essere una cosa accertata, sicura, il medico lo sa fare, prescrive l'antibiotico, il paziente viene in farmacia e lo prende. L'antibiotico va consumato tutto i 6 giorni di cura, 3 giorni, 6 giorni, a seconda dei dosaggi, a seconda della tipologia dell'antibiotico. Quello che resta dell'antibiotico non può essere usato come per altri farmaci. Lo do a mio figlio se mi sono rimaste 6 pastiglie, gliele do perché ha dei sintomi, ha un po' di raffreddore e della tosse molto forte. Ecco, il passarsi i farmaci dall'uno all'altro non va mai bene. Nel caso degli antibiotici diventa drammatico perché si crea una resistenza,
cioè i batteri si organizzano contro questi antibiotici che sono in circolo e provocano inevitabilmente una organizzazione, una resistenza di questo batterio che si muta le sue difese e pertanto non diventa più aggredibile dagli antibiotici. In pratica si corazza e succede poi che non ci siano farmaci sufficienti per poter salvare la vita a una persona. La ringrazio, dottor Lossego, perché è importante anche a casa capire che non è così facile e conveniente passarsi l'antibiotico, prenderlo come dice lei, ma tanto un po' di antibiotico glielo do a casa senza neanche sapere, magari anche scaduto, perché funziona anche così. Allora andiamo a vedere anche riposo, orrori, San Donà, per capire quanto delicato è il problema. Abbiamo sentito anche l'altro giorno all'interno della Croce Rossa a Roma cosa è successo, e sempre con le fragilità, ed Aghi qui fragilità, perché nessuno cerca di programmare, di fare prevenzione per queste figure delicatissime. Andiamo a vedere. A quasi un anno di distanza dallo scandalo scoppiato qui nella casa di riposo monumento ai caduti di San Donà di Piave, ribattezzata a Casa degli Orrori, la sentenza nell'aula bunker di Mestre ha lasciato i parenti senza parole. Così non è giusto, dicono. Dopo 4 udienze e oltre 3 ore e mezza di Camera di Consiglio, la sentenza di condanna infatti ha visto una riduzione sensibile rispetto alle richieste avanzate dal PM, che ammontavano a 38 anni totali. I 5 operatori sociosanitari, che erano stati tutti licenziati, accusati dalla Procura di Venezia di aver trasformato il reparto Viola in una corsia degli orrori, tra ripetute violenze sessuali, offese, umiliazioni di vario genere, sono stati condannati. Caduta l'aggravante di aver causato la morte di una paziente come conseguenza di altro reato, le botte ricevute. Gli imputati hanno potuto godere dello sconto di 1/3 della pena per la scelta del rito abbreviato. Sono 8, 12 quelli richiesti dalla Procura, gli anni di reclusione inflitti a Barresi, l'operatore 54enne accusato, l'unico, di violenza sessuale nei confronti di 7 anziane, riprese dalle telecamere. 6 anni, 10 e 8 mesi invece quelli richiesti a Danieli, 5 alla sua compagna e collega Badalamenti per maltrattamenti ripetuti, con atti di violenza, sopraffazione fisica e psicologica, ingiurie e minacce. Infine 2 anni e 4 mesi per Pollazzone e Rosiglioni. Sentenze che hanno aggiunto altro dolore a quello dei familiari, condiviso anche dall'ULSS 4, costituitasi come parte civile insieme alla Regione, mentre il Comune ha chiesto un risarcimento pari a 2 euro a cittadino. Sarebbero state necessarie pene più pesanti, molto più pesanti, per dare un segnale, dare una risposta alle famiglie, anche se questo non restituisce il dolore che hanno provato, però sicuramente le famiglie hanno ragione. Queste pene, rispetto a queste pene ci si aspettava una decisione più coraggiosa da parte, diciamo, di chi aveva il compito di valutare e giudicare queste persone che hanno commesso dei reati che sono veramente riprovevoli. Ora la sentenza potrà essere appellata. Ci sarà una battaglia legale, penso che i parenti delle vittime la inizieranno a breve, sarà lunga, però come città abbiamo un obiettivo importante ora, è di ripartire con questa casa di riposo, con la nuova struttura, nuovo consiglio di amministrazione, nuove procedure, trasparenza. Questa è la parola d'ordine che io ho chiesto ai nuovi componenti del CDA e alle persone che lavorano. Trasparenza è quello che è mancato in questi anni. Di San Donà, trasparenza, dice il sindaco, il presidente Tappari. Ecco, ma non sarebbe il caso, adesso io non so se da lei ci siano le telecamere, ma io penso in zone così fragili, così delicate, a mio avviso che sarebbero obbligatorie, anche se so che qualche dirigente non è d'accordo, ma se io faccio il mio lavoro tranquillamente non ho nessun problema. Però avete visto quanto importanti sono le telecamere per riprendere chi si comporta male. Da lei come funziona? Allora, intanto Michela, scusa, permettimi di esprimere la vicinanza agli anziani e alle famiglie, perché quello che abbiamo visto è davvero ignobile e quindi davvero tutto il sostegno possibile. Secondo, abbiamo affrontato altre volte il tema delle telecamere. Io personalmente, l'ho sempre detto, non sono contrario, anzi sono favorevole,
ma non tanto per evidenziare episodi come questo, ma anche proprio per evidenziare che per una situazione come questa ce ne sono tante altre dove le cose funzionano bene, insomma, ecco, e quindi da questo punto di vista va sempre vissuta in positivo. Da noi funziona che fortunatamente, Mirella, abbiamo fatto una scelta, il personale è storicamente tutto dipendente, tutto interno, non abbiamo per scelta amministrativa voluto lavorare con appalti esterni proprio per alzare il livello qualitativo del servizio, di modo che, adesso è un tecnicismo, ma avere un OS che conosce la storia anche clinica e personale dell'anziano aiuta a fare quello che diceva il dottor Losego prima, aiuta a entrare in empatia con l'anziano, aiuta a conoscerlo e aiuta anche ad alleviare quel momento di difficoltà che è dato dal passaggio dalla vita normale a casa alla vita in casa di riposo. Però, Presidente, io mi domando anche questo, perché non è una cosa che viene fatta una volta, 2 volte, è una cosa che si ripete. Possibile che nessuno sapeva, nessuno vedeva? Il silenzio è la mia arma, perché qui è proprio omertà. Come fai a non accorgerti che qualcosa non funziona? Io al Banco Solidale, anche se sono qua al mattino e dopo arrivo all'1, ma la sera io so dall'A alla Z quello che è successo. Se voglio essere una brava Presidente e tenere la barra dritta, devo tenere sotto controllo la situazione, come si sono comportati, cosa è successo. Possibile che direttori, vice direttori, Presidente, nessuno sa niente, personale, familiari, e con violenza sessuale su 7 anziani? Ma vi rendete conto cosa facevano? Prego, Presidente, poi andiamo in pubblicità. Ma sì, guarda Mirella, sono perfettamente d'accordo con te, è impensabile che nessuno si sia accorto, ma quantomeno il familiare avrà fatto una segnalazione o più di una, quindi effettivamente, come emerge anche dal servizio televisivo che hai dato, ci deve essere stata una commistione per arrivare a una cosa di questo tipo. Io faccio l'esempio personale e io faccio il Presidente, quindi è una carica politica, però io in casa di riposo ci vado ogni giorno, mi faccio relazionare ogni giorno dal direttore, dai coordinatori e fai un giretto anche poi ai reparti. Sempre io, Mirella, sempre, no, bisogna. Poi noi siamo fortunati che abbiamo un salone grandissimo dove cerchiamo di far socializzare più persone possibili ogni giorno. E anche questo è un impegno, Mirella, perché portare dai piani al salone 80-90 persone ogni giorno e poi riportarle su, pranzi e pasti e cene, effettivamente tanto di cappello ai nostri operatori, perché, sono d'accordo. Perché davvero è così. Pubblicità. Con Marco Tappari, Presidente Casa di Riposo Villa Belvedere di Crocetta del Montello, e con Giuseppe Losego, dottore in farmacia, Ordine dei Farmacisti, provincia di Treviso, che stavamo parlando sia di diversamente giovani ma anche di farmaci che sono molto importanti. Dottor Losego, cos'è che la preoccupa in questo momento? Perché noi abbiamo sentito che non ho influenze, ma non si capisce cosa c'è in giro, perché tutti che stranuda, tutti che tossisce, è un po' un disastro. Finalmente è arrivato il caldo, speriamo che qualcosa cambi. Oppure c'è ancora questo Covid in giro, anche se, come hanno detto gli esperti che ho avuto anche ospiti, abbiamo abbassato di molto la guardia, perché i numeri sono numeri, anche se c'è anche una nuova variante, come ha detto il professor Pregliasco che ho avuto ospite una settimana fa. Prego, dottor Losego. Sì, in questi giorni abbiamo effettivamente una ripartenza del Covid, senza particolari problemi, in quanto ormai si sa come convivere con la malattia, è diventata, come si diceva, endemica, pertanto si conoscono i sintomi, si sa cosa bisogna fare, si sa quando si è asintomatici, ci si fa un test da soli, per cui diciamo che la convivenza col Covid è diventata poco più di una semplice influenza, con la quale, come previsto dagli studiosi sin dall'inizio, saremmo poi arrivati a convivere, per cui diciamo nessun allarmismo, sempre massima attenzione, manteniamo sempre quelle sane norme di educazione sanitaria
che ci ha insegnato la malattia, che è quello di avere contatti sempre molto attenti, strette di mano un attimino con attenzione. Ecco, che queste norme diventino un po' un'abitudine e una buona norma di vita quotidiana. Detto questo, altri particolari problemi, se non quello dell'antibiotico resistenza, della quale parlavamo prima, non ce ne sono. Ci sono, ecco, in questo periodo, specialmente nella nostra provincia, ma poi generalizzato, fastidiosi epidemie di disturbi intestinali con dissenteria, nausea, vomito. Questo è causato anche dagli sbalzi di temperatura che ci sono. Già la temperatura che sale e scende di suo, più ci mettiamo anche noi con l'aria condizionata, usciamo a 35-36 gradi da locali dove ci sono 20-22 gradi, ovviamente l'organismo ne risente. Per cui anche lì prestare un pochino di attenzione, vedere di tenere l'aria condizionata non a bassissima temperatura, uscire nelle ore meno calde, specie per gli anziani, solite raccomandazioni, bere moltissima acqua e prestare un attimino di attenzione. Ecco, con queste attenzioni, con il supporto che viene dato dalle strutture, dalle farmacie, indicando sali minerali da prendere, delle vitamine per sopperire alla sudorazione, seguendo i consigli del medico qualora ci fossero dei problemi ulteriori, credo che possiamo affrontare l'estate in massima tranquillità. Se l'età media è arrivata a 85 anni per gli uomini e a 88 anni per le donne, un motivo c'è. È cresciuta anche l'Italia, è cresciuta anche l'educazione delle persone, è bello vedere in giro tantissime persone che camminano, che corrono, che vanno in bicicletta, che fanno questi sport anche in maniera, ripeto, molto serena, non in maniera agonistica, però è un segno che si è capito che, come dicevamo prima, la prevenzione e la sana educazione sanitaria allunga la vita e la migliora, per cui speriamo di poter entrare nelle case di riposo del nostro Presidente al più tardi possibile e anche in maniera più serena possibile, di essere ancora in qualche modo, se la fortuna ci assiste, di essere autosufficienti, di poter andare verso il fine corsa della vita in maniera serena. Chissà che un domani, invece di chiamarsi case di riposo, case della serenità, chissà mai se arriveremo a questo, questa casa di riposo come che siamo ciapai proprio. Nadia da Treviso, vai Nadia! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Volevo fare una domanda al dottore. Allora, io al 15 giugno, ma al mattino mi sono alzata, stavo bene. Dopo verso il mezzogiorno mi sentivo stanca, non so, non stavo niente bene. Ho misurato la febbre, avevo 37,5, ma niente di che. Male alle ossa e tutto quanto. Siccome che a lunedì dovevo andare a fare un esame e ho telefonato in ospedale per dove dovevo andare e mi hanno detto: ha fatto il tampone? No. E sono andata e ero positiva. Dunque dal 17 sono rimasta a casa tutta la settimana, però i miei familiari che sono qua non hanno preso niente. Dopo ci ho pensato, mi mancava il gusto e l'odorato e era il Covid. Però una giornata solo la febbre, però mi ha lasciato tanto stanca, tanto stanca. È un sintomo che lascia dopo aver avuto il Covid. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao Nadia, un abbraccio grande da tutti noi. Prego, dottore. Sì, la signora ha perfettamente ragione, il Covid ormai è accertato, lascia queste tipologie di problematiche. Spesso la mancanza di olfatto e del gusto
che nel 95% dei casi poi viene ripreso, e la stanchezza invece vale per tutti. La stanchezza sì, si è visto che una stanchezza post-Covid è normalissima, ci vogliono molti giorni per recuperare, e anche qui è utile rivolgersi alle farmacie, farsi dare, abbiamo degli integratori specifici molto molto efficaci che aiutano proprio a riprendere, ad accelerare la guarigione. Come vede la signora, conferma quello che abbiamo detto prima, i familiari non avevano nulla, la signora aveva soltanto un po' di febbre e un spossamento ed era Covid, pertanto si vede che si conferma il concetto di come questa malattia ormai sia diventata una endemica, come si dice tecnicamente, e sia una malattia con la quale convivere come conviviamo con il raffreddore, con l'influenza, con le malattie stagionali, ecco, e virali. Pertanto nessun timore, ecco, avere sempre delle attenzioni, in quanto se ci sono persone che hanno problemi di polmonari, di respirazione, con altre patologie, malati con tumori, prestare molta attenzione, perché in quei casi il Covid può inserirsi in una struttura, in un corpo debilitato e provocare dei problemi più seri. Se però uno ha una vita normale, per fortuna non ha patologie particolari, non c'è nessun timore. Senta, dottor Losego, io l'ho anche invitata perché anche ieri al Banco Solidale è una tragedia qui diversamente giovani, così lo diciamo anche al presidente Tappari, perché non bevono. Allora vi racconto, perché anche mi sembra di essere delle volte delle film con Totò. Allora uno dice: Mirella, tutta stanotte che ho a bocca secca non avevo più saliva, cosa se che mi capita, Mirella? Quello Visinga risponde, parlo indietro perché se ben indietro, per forza te dormi con la bocca aperta, per forza te si senza saliva, bevi tu. Perciò si fanno anche le diagnosi tra di loro. Il problema è che bevono veramente poca acqua. Io la prima cosa, quando arrivano, do una bottiglietta di acqua subito, una bottiglia. Come mai bevono così poco, ma fanno anche fatica a capire che devono bere? La prego, dottor Losego, glielo dica anche lei, perché veramente sono un po' preoccupata. Bevono pochissimo e di notte appunto sono senza saliva, moro. Ecco, prego. Sì, il problema del bere è un problema molto serio, cioè è un obbligo bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Perché? Perché tutti gli organi hanno bisogno di un'idratazione, hanno bisogno di un ricambio, di eliminare le tossine, ma questo non soltanto per un benessere così generale. Faccio un esempio che può veramente far capire quanto importante sia l'idratazione. Nei casi di grande sudorazione dettati dal caldo o dall'attività particolarmente impegnativa, la disidratazione, cioè la mancanza di acqua, può provocare dei danni serissimi, per esempio alla vista. Cioè uno rischia il distacco di retina, la maculopatia, danni veramente molto seri a causa della disidratazione. Questo per far capire quanto importante sia bere acqua. Non è solo un fatto di purificare, non è solo un fatto di reintegrare, non è solo un fatto di ricambio di tossine, si danneggiano organi che hanno la necessità di essere idratati. Gli occhi sono uno di questi organi e sono per noi vitali, perché capite benissimo che la vista è ovvio che sia uno dei sensi e delle cose più importanti della nostra vita, per cui ricordiamoci questo esempio. Mettiamo a rischio anche la vista qualora non bevessimo almeno in queste fasi 2 litri di acqua. E poi, la bocca secca che non hanno saliva di notte prendono paura, dottor Losego? No, perché vi dico tutti miei, Allora, la bocca secca deve far impressionare e far pensare il paziente quando nell'arco della giornata una persona che non ha mai avuto secchezza della bocca comincia ad avere bisogno di bere e avere secchezza. Questo può essere indice di un inizio di diabete. Il diabete si presenta così. Io che non ho mai avuto nessun problema, a un certo punto sento il bisogno impellente di bere, anche lì scendo un attimo in farmacia, velocissimo faccio una prova
una prova un'analisi dell'insulina, vedo un attimino della glicemia, vedo un attimino i valori e qualora ci fossero dei problemi vado immediatamente dal medico. La bocca secca di per sé altrimenti è soltanto un fatto meccanico, cioè se dormo con la bocca aperta effettivamente si disidrata perché entra aria, in particolare d'estate aria calda, però insomma uno la risolve con una salivazione normale. Ecco, la salivazione è normale se io però butto dentro dell'acqua, cioè il motore funziona se butto la benzina, se non butto la benzina il motore non va, se non butto dentro acqua anche la salivazione ne risente e non riesce a svolgere anche l'idratazione degli occhi, anche le lacrime stesse. Tutto nasce da una sana idratazione. Avete capito a casa che dovete bere minimo, ha detto il dottor Losego, 2 litri di acqua al giorno, minimo, avete sentito? Minimo. Ma non vi affasso, provate un po' alla volta, un sorsetto a volta, non vi accorgete, non è che voi beva 2 litri tutto su un colpo. Cioè dalla mattina quando vi svegliate, visto che vi svegliate anche presto alle 5, alle 6 e andate a letto magari alle 8, alle 9 di sera, perciò riuscirete a bere 2 litri di acqua al giorno. La ringrazio veramente, dottor Losego. Mirella, può essere anche del tè, delle tisane, liquido. Può essere liquido, metteteci dentro qualcosa, anche delle arance o spremute o tagliate dentro a fettine, qualcosa che possa far diventare piacere, mettetela in frigorifero, tirate fuori questa caraffa con dentro un po' di limone, un po' di basta che tecnicamente vengano mandati giù 2 litri di acqua. Questi sono, che dopo con cosa questi siano aromatizzati non ha importanza. Allora perciò se avete tanta sete vuol dire che è meglio farvi vedere, perché si sa mai cosa ci sia se avete tanta sete. Se avete solo la gola secca di notte vi dormite con la bocca aperta e l'aria entra, come ha detto il dottor Losego. No, ma sì, forti, cioè si faceva ieri e diagnosi tra le ore troppo forti. Allora sentiamo invece come ci saluta il cappello vuole fare Marco Tappari, presidente Casa di Riposo. Casa della Serenità, che brutto casa di riposo del costo, poveri. Sì, hai ragione Mirella. Allora il cappello che è giusto fare è che abbiamo visto delle situazioni particolari e è anche giusto dire a chi ci guarda in televisione, a chi ci ascolta, che quelle sono le eccezioni, non sono la regola. È giusto dirlo Mirella, anche nel rispetto di tutte le persone che lavorano in maniera onesta e con passione tutti i giorni. E quindi davvero, allo stesso modo però, dove ci sono situazioni che dovessero emergere, non esitate a segnalare. Fermo, perché abbiamo Luciano da Desenzano, dai Garda, adesso andiamo a Brescia, sentiamo cosa ci dice Luciano. Vai Luciano. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Completamente d'accordo col medico, col medico. Certo che bisogna bere un po' di tutto. Chi tra parentesi non ha la gastrite come me deve bere anche la frutta, però frutta, verdura. E lasciami dire una cosa sui vaccini con questo medico, scusa che non mi ricordo il nome, che lo vedo adesso. Losego, dottor Losego. Giuseppe Losego. Dottore, lei ha detto giusto prima, qualche mattina fa un medico, un grande, uno che cura il cancro, non dico il nome, e dice nel 2022 sono morti di più, 70.000 in più che nel 2019. Ho capito, ma sono morti, ma perché gli hanno detto state a casa, tachipirina, e poi, non lo dico io, lo sa anche lei, gli hanno bruciato i polmoni, gli hanno bruciato. Questo lo dicono i medici, lo dicono i parenti che hanno denunciato il ministro e il governo, e hanno bruciato i polmoni. Io ho fra 3 mesi, ho 78 anni, se lavoravo all'ospedale, forse l'avrei fatto, ma non ho fatto mai neanche l'anti-influenzale. Ma faccio vita sportiva, vado in bicicletta, mangio bene, bevo. Vi saluto, auguri, bravissimi tutti. Buongiorno Mirella. Grazie Luciano. Allora Presidente, come ci saluta? Come vi ho detto prima, io vi ringrazio di farmi venire qui, perché porto comunque un'esperienza che rispetto a quelle che abbiamo visto è positiva, Mirella. E davvero però rilanciamolo l'appello della necessità dei posti letto. C'è bisogno di posti letto, c'è bisogno
anche di qualche impegnativa in più a sostegno delle famiglie che hanno anziani in casa e che hanno difficoltà economiche, quindi davvero cerchiamo di lavorare tutti assieme per provare a programmare, quindi a dare qualche risposta in più. Beh, risolvere è difficile, ma qualche risposta in più credo che la possiamo dare. Magari anche con più personale pagato nella maniera giusta, dico io. Grazie a Marco Tappari, Presidente Casa di Riposo Villa Belvedere, grazie al Dottor Giuseppe Losego, Presidente Ordine dei Farmacisti Provincia di Treviso, grazie, pubblicità. Graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Danilo Scattolin. Si presenti Scattolin. Chi è Scattolin? Come mai è qui questa mattina? Prego. Scattolin Danilo del Sindacato Generale di Base Veneto. Che si occupa di? Principalmente dei trasporti, ma in generale di tutte le categorie. Il trasporto è il nostro punto di forza. Ecco, il trasporto, che questa mattina parleremo proprio di trasporti e veramente siamo molto preoccupati anche in questo, visto cosa sta succedendo. Saluto anche da Verona Patrizia Pisi, Vicepresidente Associazione Vittime Incidenti Stradali e Mala Sanità. Grazie veramente Patrizia di essere qui con noi, ti ringrazio tanto perché veramente si parlava anche questa mattina con i tecnici. Cosa sta succedendo sulle strade? Non riusciamo più a capire con quanta superficialità ci mettiamo alla guida degli automezzi, anche delle biciclette, delle motociclette, ma anche noi pedoni delle volte. C'è questa superficialità attraverso dove voglio, chi se ne frega delle strisce pedonali, se ci sono mi butto, cioè parleremo un po' di tutto, però il tema molto importante è anche la mala sanità. Allora, sentiamo Patrizia Pisi. Io partirei, Patrizia, proprio, parliamo poi anche delle vittime, ecco, di incidenti stradali, però cosa vuol dire mala sanità per Patrizia Pisi? Prego. Beh, intanto grazie di invitarmi sempre, Mirella, sono molto felice di essere nella tua trasmissione. Beh, la mala sanità sono tutte quelle situazioni dove purtroppo ti capitano molto spesso, dove vai in un ospedale, ti fai un'operazione, oppure può essere anche da uno specialista dove ti dà un'errata, come si può dire, invece di avere una maculopatia hai magari ti cade la retina. Cioè sono tutte quelle situazioni dove effettivamente c'è un errore medico e quindi noi siamo disposti, abbiamo i nostri legali gratuiti, perché siamo un'associazione di vittime della strada ma anche malsanità, e diamo l'assistenza a tutte queste persone che hanno avuto questi problemi, sia per un caso che può essere chirurgico in un ospedale, oppure può essere anche tramite uno specialista dove ti dà un'errata considerazione di quello che hai. Patrizia, che numeri hai portato questa mattina per far capire anche com'è la situazione nel 2024? Prego, la gente che denuncia, che partecipa, che non sta più zitta, che non dice mi nuovo combatta, ma dice qui c'è qualcosa che voglio capire, perché ecco, forse che quello che manca è la trasparenza molte volte. La trasparenza in Italia non sappiamo cosa sia per noi. Prego Patrizia. È vero, sono d'accordo, si parla tanto di trasparenza ma purtroppo non c'è trasparenza. Anche perché tante volte, in tante situazioni, succede che vai da uno specialista dove ti dicevano guarda quello lì è bravissima e poi non è vero. E quindi questa trasparenza manca, Mirella. I dati sono molto negativi anche perché purtroppo io mi trovo a parlare, a dare dei consigli a persone che poi hanno paura di una ritorsione. È questa la mentalità purtroppo che c'è ultimamente. Non sono sicuri di fare una denuncia. Io dico sempre, dovete affrontare un avvocato, ma il vostro avvocato vi difende, vi porta in tribunale e poi sarà il giudice a giudicare quello che è stato. Ma credimi che tante volte c'è questo timore di denunciare. Invece se noi denunciassimo di più, se noi portassimo alla ribalta che quel dottore ha fatto quello, che ha sbagliato e che è importantissimo, perché almeno da quel dottore uno non ci va più. Invece purtroppo io trovo tante persone che vengono da noi, perché ti ricordo che ho uno sportello a Verona, uno sportello di ascolto, sia per le vittime della strada ma anche per la malsanità. Diciamo anche dove si trova, come fare per arrivare a questo sportello, certo, Patrizia? Certo,
Io ho uno sportello di primo ascolto presso il comune di Verona che si trova proprio nella casa comunale in piazza Bra a Verona e si chiama lo sportello delle vittime della strada, ma noi ascoltiamo anche la malsanità perché la nostra associazione si occupa anche di malsanità e tante volte, credimi, trovo delle persone che vengono, sono disperate, hanno tutti i documenti e quando è il momento che io chiamo il legale, li faccio parlare con loro, c'è il timore, ma non so, e se poi succede così, invece no, dovete dirlo, dovete denunciare, dovete dire guardi che mi ha sbagliato l'operazione, io non ci vedo. È successo ultimamente che una signora ha fatto un intervento oculistico e purtroppo quando si è svegliata non ci vedeva più da questo occhio, perché purtroppo hanno operato l'altro occhio. Io te ne racconto una di tante cose che succedono, quindi voglio dire cerchiamo di portarla a ribalta queste cose, perché in questa maniera potremo veramente avere più, secondo me, specialisti che a un certo punto ci pensano a quello che fanno, perché non puoi operarmi in un occhio che ci vedo e l'altro, sono cose che non esistono, Mirella, ma io ti racconto una di tante cose che succedono ultimamente, però vedo che c'è molta, hanno il timore, tante persone vorrebbero ma poi alla fine... purtroppo siamo così, è vero? Sì, È vero. c'è questa mentalità. Allora, sentiamo come commenta anche Danilo Scattolin le parole di Patrizia Pesi. No, io guardi, credo quello che diceva la signora è molto importante perché lo riscontriamo anche sul mondo del lavoro, che molti lavoratori hanno timore di dire la propria, di criticare le scelte, perché temono delle ritorsioni poi anche sul mondo del lavoro. E quello che diceva la signora Patrizia è veramente così, purtroppo è così. Non lo so come si può cambiare questa situazione, come si possa cambiare, però dobbiamo impegnarci tutti per convincere che bisogna denunciare quando le cose non vanno nel verso giusto, bisogna denunciarle, bisogna avere il coraggio di farlo, perché altrimenti non cambieranno mai le cose. Bisogna assolutamente farlo, ha perfettamente ragione. Però Scattolini, dobbiamo iniziare anche a capire che dobbiamo iniziare da piccoli a imparare cos'è l'educazione civica, ecco i valori, il rispetto, è là che poi cresci, allora riesci anche a non essere più omertoso e a dire quello che succede, perché noi purtroppo siamo vissuti così, mi non vo combatta, ho paura, lo ha dimostrato, lo dice la Patrizia Pisi, perché se denuncio poi chissà cosa mi succede, cosa mi capita, lascia perdere. Addirittura voi vedete anche quando noi facciamo anche nei nostri telegiornali, ecco, che intervistiamo le persone, molti vogliono addirittura essere coperti, non vogliono essere, dico, paura, mentre devo dire che al sud le cose sono diverse. Certo. Ecco, qui purtroppo abbiamo ancora, regna la paura sovrana, non si sa di cosa, perché se c'è qualcosa che è successo, che vuoi denunciare, che vuoi dire, hai paura di cosa, qui vige la paura. Ed è un messaggio sbagliato, Scattolin, perché mi sono molto preoccupata, perché abbiamo diversamente giovani che non vogliono più uscire dopo le 17, perché chissà cosa che trovo, cosa che mi capita. Sì, dobbiamo essere un po' accorti, però attenzione, perché ormai avete visto, non è che se esci alle 17 ti arriva in casa, anche alle 15 del pomeriggio, perciò non è così che uscire diventa pericoloso. È che dobbiamo stare un po' attenti. Però il trasporto, anche qua, lascio a casa la macchina e vado con Cossa, quei corrieri che noi, come dice Nadia, non neanche l'autobus che passa, cioè veramente si è puntato poco sulla mobilità, o sbaglio? No, è proprio così, guardi, è proprio così. Ormai sia che l'azienda sia pubblica o che sia a conduzione anche privata, il ragionamento che conta oggi e che vale è quello che bisogna tagliare i servizi se caricano poche persone. Tutte le corse che caricano poche persone devono essere tagliate, ma con degli risvolti negativi per i cittadini da una parte che si trovano con meno servizi e per i lavoratori, perché tagliare le corse nelle ore di morbida cosa vuol dire? Spezzare il turno e aumentare i nastri. E i cittadini trovano meno servizi, sempre meno servizi. Invece bisognerebbe fare una politica sul trasporto pubblico che sia una politica che vada incontro alle necessità dei cittadini, perché il trasporto pubblico è un bene comune, bisogna assolutamente, e quindi bisognerebbe incentivare invece il trasporto pubblico, magari
lasciando in coda, io lo dico sempre, l'ho detto anche l'altro giorno con l'assessore De Berti, che bisogna imparare a fare in modo che l'autobus corra veloce e le macchine rimangano in coda. Forse qualcuno pensa che è meglio prendere l'autobus piuttosto che la macchina, perché così evitiamo non solo ingorghi, traffico, inquinamento e quelle cose, ma sicuramente miglioreremo la vita di tutti. Io la penso così. Allora andiamo a vedere anche cosa è successo, il dramma dell'ambulanza travolta. Andiamo a Padova. Adesso parte il servizio. Ferma lungo la strada, i lampeggianti accesi, un ferito già caricato, pronto per essere trasportato in ospedale. È una tragedia quella che si è consumata lungo la strada regionale transpolesana, dove un'ambulanza della Croce Verde di Adria è stata travolta da un'auto, un Audi con targa tedesca, sopraggiunta in direzione Rovigo ad alta velocità. Il primo incidente intorno alle 8:40, quando un autoarticolato fermo in questa piazzola di sosta si è immesso lungo la Transpolesana. Un veicolo che sopraggiungeva si è scontrato con il mezzo pesante, a sua volta tamponato da una Fiat Panda. L'impatto dell'Audi con l'ambulanza è stato devastante. L'autista, un 57enne di Badia Polesine, è stato sbalzato a metri di distanza. Colpi terribili anche per l'infermiera all'interno, una professionista di lunghissima esperienza. Il bilancio finale di 6 operatori dell'ULSS 5 Polesana feriti. I più gravi l'autista, trasportato in elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona, e l'infermiera, trasportata a Padova. Tutti e due sono in prognosi riservata. Le condizioni degli altri 4 coinvolti, ricoverati negli ospedali di Legnago e Rovigo, non destano preoccupazioni. Sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Legnago per pochi metri, ma lo scontro è accaduto in provincia di Rovigo. Grande la preoccupazione tra i colleghi dei feriti, vicini a loro e alle loro famiglie. Noi siamo vicinissimi alle famiglie dei 2 operatori, l'autista, soccorritore e l'infermiere coinvolto. Siamo sempre a disposizione per dargli anche un supporto morale. Siamo sempre qua noi. Un mestiere sempre più a rischio, aggiunge Davide Bonapace. Siamo sempre più allibiti da quello che sta succedendo, soprattutto per le figure professionali che una volta venivano chiamate angeli, che oggi sono dimenticate, dove a livello nazionale non c'è un riconoscimento contrattuale, dove a livello regionale c'è un riconoscimento ma non una giusta retribuzione. Parliamo da infermieri che fanno turni massacranti con retribuzioni minime, ad autisti che siano degli enti pubblici o enti privati con stipendi che anche là non sembrano veramente bassi. Con stipendi che anche là. Allora, siccome siete in tantissimi che chiamate tutte le mattine, anche stamattina, purtroppo abbiamo problemi di linea. Vediamo se riusciamo con Luigi, che è tanto che aspetta di prendere la linea. Luigi da Verona. Buongiorno carissima Antonella, buongiorno. Buongiorno, eccoti qua Luigi. La trasmissione, le tematiche trattate continuamente. Buongiorno, prego. Buongiorno, eccoci qua. Allora, sì, per entrare nelle tematiche state trattando questa mattina, incidenti stradali. Io sono appena rientrato da 2 minuti da casa e ho notato un incidente dove è stato travolto un ciclista. Capita molto di frequente, però un appello che vorrei fare: attenzione, perché in questo periodo in particolare, dove c'è questo caldo un po' esagerato, il caldo incide nella psiche delle persone, si innervosiscono, perdono il controllo, fanno delle reazioni veramente strane. Bisogna assolutamente cercare di mantenere la calma, stare tranquilli, ma soprattutto, continuo a ripetere da una vita, si deve rispettare la distanza di sicurezza, il rispetto, perché manca completamente, non bisogna farsi prendere da queste cose, e il caldo purtroppo incide anche nelle psiche delle persone. Molta attenzione. Non mi posso dilungare. Invito i nostri veneti, che oggi alle 13 avremo occasione anche di entrare nel merito con Michele Favero alle 13 su Rete Veneta.
Buona giornata a tutti. Grazie Luigi, è vero, bisogna stare molto attenti perché poi anche essere arrabbiati e nervosi non produce gli effetti positivi ma negativi. Ecco, com'è questa guida? Perché la guida, quando tu esci di casa non è che puoi farti le regole che vuoi tu, ci sono delle regole ben precise da rispettare, che è il rispetto della persona primo. Prego Scatolin. Sì, assolutamente d'accordo con quello che diceva, bisogna prestare molta attenzione quando si è alla guida, perché non ci rendiamo conto che quando siamo alla guida è come avessimo un'arma in mano, che possiamo uccidere qualcuno in qualsiasi momento. Un minimo di disattenzione può provocare questi incidenti. Su quello dell'incidente dell'ambulanza, io mi sento di osservare che purtroppo una volta c'era la regola che appena sentivi la sirena dell'autoambulanza ti dovevi fermare sul lato destro. Ormai però non lo fa più nessuno questa cosa qua. E continua ancora. E continuano a correre. E nessuno si ferma più. Ma è la prima cosa che ci hanno insegnato quando abbiamo preso la patente. Era una delle regole. Quando senti la sirena ti devi accostare e fermare. Però purtroppo questo non succede più. Se mi permetti, sui salari è un problema. In Italia abbiamo un problema dei salari e nessuno lo vuole affrontare col modo giusto. Bisogna capire, prima di tutto bisogna pagare dare un salario che dia dignità alle persone, perché altrimenti non ne usciamo. Questa è una vicenda che si sta protraendo ormai da troppi anni. E nessuno però vuole intervenire. Sono d'accordo. Patrizia, come commenti le parole sia di Scatolin che di Luigi da Verona? Ecco la sicurezza, ma è vero la distanza, ma è pazzesco. Le macchine sono attaccate ormai, attaccate. Voi fermatevi in qualsiasi semaforo, guardate se c'è la distanza, ma non si rendono, e poi il tamponamento e là dove viene fuori è un disastro. Prego Patrizia, come commenti? Ma commento che non c'è più rispetto delle regole, non c'è più rispetto per niente. Ci hanno insegnato tantissime cose, come diceva Scatolin quando ci hanno dato la patente, ci hanno insegnato di rispettare le regole, di rispettare la distanza tra una macchina e l'altra, ma soprattutto di non correre. Bisogna rispettare anche le regole della strada. Invece qui non rispetta niente nessuno. Quando escono di casa, escono all'ultimo minuto, hanno tutti fretta e devono tutti correre, ma non sono piste, le nostre sono delle strade e le strade hanno delle regole che vanno rispettate. Se tutti noi, come Scatolin, prendessimo l'autobus, come diceva lui, ma viva Dio, così almeno ci sarebbero meno macchine, meno traffico e sicuramente meno incidenti. Perché guardi Mirella che l'ultimo weekend ci sono stati 40 morti in Italia, 40 morti e nessuno fa niente. Ma io mi domando, ma è possibile che sia solamente un articolo di giornale e poi la gente ricontinua la sua vita? Non è una tragica fatalità l'incidente mortale, è sempre un errore umano. Perché? Perché non si rispettano le regole. Invece le regole della strada, se ci sono, se in quella strada si fanno i 50 all'ora, vuol dire che è una strada altamente pericolosa e bisogna fare i 50 all'ora. Se nella città storica si fanno i 30 all'ora, che non li fa nessuno, credetemi, non li fa nessuno. Ma allora cosa mettiamo i cartelli? Cosa facciamo le regole per chi? Per chi? Per nessuno. Cioè dobbiamo insegnare anche ai nostri ragazzi, perché soprattutto, Mirella, stanno ritornando le stragi del sabato sera. Purtroppo stanno ritornando perché? Perché i ragazzi purtroppo bevono, perché abbiamo anche questo grande problema. I ragazzi e le persone si mettono alla guida altamente, fortemente ubriachi. Quindi dobbiamo veramente concentrarci tutti, ma io faccio veramente un appello anche alle famiglie, per favore, cercate di vedere i vostri ragazzi quando vengono a casa in che condizioni sono, non date sempre la scusa no ma è stata una festa, non mi interessa che è stata una festa, l'importante è che tornino a casa vivi le persone, perché tutti abbiamo il diritto di divertirci, di bere, perché anch'io ho da fare gli aperitivi, ma bevo un aperitivo, Mirella, non ne bevo 4 o 5, perché se ne bevo 4 o 5 mi embriago. Ma secondo te, Patrizia, io sono sempre più convinta e non ho problemi di dirlo, che non mettono certe regole che ci sono magari in altri paesi europei, tipo alcol zero, guidi alcol zero,
Perché c'è un business, cioè è inutile che andiamo in cerca di dire ma qua, ma là. Siccome il business vale di più della salute e dell'incolumità della persona, porto avanti il business e non faccio niente altro, perché giustamente se tu guidi non devi bere, bevi, perfetto, se ti becco non ti porto via la patente per 15 o 20 giorni, te la tolgo per un anno, no, un mese, 2 mesi, e se ti becco che guidi senza patente non te la do più per 10 anni. Invece qui abbiamo tutte regole blande, tutte 15 giorni, 20 giorni, 2 mesi e prima di riprenderla, tanto che problema ho, guido lo stesso, perché questo troviamo poi nelle strade, gente che ha ucciso già delle persone che tranquillamente si mette alla guida senza patente. Ma è possibile che nessuno intervenga? Patrizia, Pisi. No, nessuno, Mirella, non interviene nessuno, ma oltretutto, come dici tu, c'è un business che nessuno dice ma basta, tutte le sere mi viene a casa mio figlio che è ubriaco. No, perché scherzi, non esiste. Non li guardano, o non li guardano i figli, scusatemi, io mi permetto di dire queste cose perché veramente non ne posso più di vedere e di sentire e di avere allo sportello mamme che vengono disperate. Ma prendete questi figli, non fateli più uscire, oppure gli dite: sentite, non ti do più soldi, non so, bisogna trovare la maniera per arrivare a far capire ai ragazzi che non devono ubriacarsi, perché divertirsi non è ubriacarsi. Sì, ma oltre a questo, Patrizia, io ho avuto Gigi Pirollo, che tu conoscerai naturalmente, sì, che fa guida sicura, che lui dice che non sanno guidare. Quando escono, ecco, con la patente non sanno guidare, non sanno quando si adopera la marcia, il freno, cioè bisogna insegnarli a guidare. Questo dovrebbe essere anche un'operazione che fanno le scuole guida. Ecco, magari meno teoria, cioè il motore, ormai se si ferma la macchina ti assi là, che non sai che te vergi, che te vari, perché non funziona. Allora cerchiamo di impegnarci di più nella guida, perché questo si deve fare più guida a questo punto, perché se escono, come dice Gigi Pirollo, non sanno guidare perché noi facciamo la messa in prova ed è così. Prego Patrizia, anche le autoscuole dovrebbero intervenire in maniera diversa su quello che è poi l'apprendimento per avere la patente? Sì, sono convinta anch'io di questo, anche perché le scuole guida dovrebbero innanzitutto, quando noi facciamo il rinnovo della patente, o rifare un altro esame, perché io trovo veramente che la gente per strada non guida più, non mettono più le frecce, vanno dove vogliono, sorpassano dove non possono sorpassare, cioè non c'è più niente, è un caos totale. Ma anche le scuole guida, voglio dire, ma insegnano a questi ragazzi che bisogna mettere le frecce anche nelle rotonde, perché parliamo delle rotonde non mette la freccia a nessuno, bisogna andare a fortuna. Vai a fortuna, quando vai fuori la mattina dici: beh, speriamo di essere fortunati perché sennò magari mi via addosso qualcuno. Ma perché no, le scuole guide? Sai sì, cosa? ma però Patrizia, lo dico anche a Scatolin, ma anche queste leggi che mettono adesso nella rotonda chi arriva primo, ma cosa vuol dire chi arriva primo nella rotonda? Chi impegna ma capisci che te ne fanno, una ne pensano e 100 danni fanno, ma come si fa a dire nella rotonda chi arriva primo ha ragione? Scatolin, perché veramente segnaletica nelle rotonde, con te che guardare i cartelli te sei già imbriaco, non te capisci neanche dove che te ga da andare. Treviso, dico Verona, Vicenza, è scritto in 5 volte, adesso da che parte va? Cioè capite che non fanno niente per migliorare la situazione che dovrebbe essere su una rotonda, te metterà 3 cartelli perché se te ne metti 10, cioè non ho mica capito dove che go da andare, prego. Certo, no, ma è così, dovrebbe essere molto più chiaro anche il codice della strada, deve essere semplice ma chiaro. E qualcuno poi lo deve fare rispettare. Io volevo fare un'osservazione su quello che diceva la signora Patrizia, che è veramente... Noi come genitori abbiamo delle responsabilità, non possiamo lasciare che i ragazzi tornino a casa ubriachi, forse è molto colpa anche nostra come genitori, dobbiamo tornare a insegnare ai ragazzi che quando si sale in macchina non bisogna bere, punto. E correre. E correre, l'alta velocità. Assolutamente d'accordo. E queste sono cose fondamentali che se non torniamo noi genitori a insegnare ai nostri ragazzi dovremmo attendere ogni sera quando escono che succeda qualcosa. Io credo che bisognerà tornare a fare i genitori come si faceva una volta. Autorevoli, autorevoli. Claudio da Marano Vicentino, ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ciao.
Il problema è anche la moda, non si può, è una moda negativa, perché se arrivano nei locali, premetto che io sono 6 anni che non bevo un bicchiere di vino, però arrivano nei locali e c'è questa moda di pago io, e cosa succede? Che poi quello che non beve alcolici resta fuori. Bisognerebbe agevolare di più le bibite analcoliche, perché anche quando uno arriva su un locale come me e non beve alcolici, c'è l'acqua brillante, c'è il succo di frutta, hanno costi da 3,5 €, 4 €, 3 €, mentre un bicchiere di prosecco costa 2 €. Ma io dico, o 3 € a conforme dove sei. Cioè, se agevolano gli analcolici, forse si comincerà anche a avere meno gente ubriaca in giro, perché costa meno addirittura bere alcolici, cioè bere vino. Quello devono fare, riportare come c'erano negli anni 90, quei bei scaffaletti di succhi della Lozza che c'era. Adesso scusate se ho fatto pubblicità, però c'erano tutti i succhi con tutti i gusti, c'era più rappresentanza nell'analcolico. Il vino, cioè, secondo me, è una cosa che io penso che superati i 50 anni uno non deve più bere neanche un bicchiere di vino o un bicchiere di birra, come ho fatto io. E quando si comincia a mettere più analcolici dentro nei locali pubblici e ben pubblicizzati, forse avremo un risvolto migliore, perché adesso entri sul locale pubblico, vedi solo birra e vino, ma è lì che comincia tutto. Buona giornata signori. Grazie a Claudio, abbiamo sentito anche le riflessioni di Claudio. Prego Patrizia, ecco, come commentiamo? Ma io commento che innanzitutto ha ragione, ma poi, come ti dicevo prima, non capisco perché, è vero, è una moda, devono bere perché bevono tutti, ma non è vero, non è così, anche perché poi quando uscite avete la macchina è un'arma carica. Ma Patrizia, ma se a livello governativo era passato, addirittura hanno tentato di far passare bevi pure perché tanto poi ti porto a casa io, sì, qui che i nostri, cioè se bevi drink da 10 € all'uno e dopo vengo anche a torta e ti porto a casa. Ma capite cosa veramente sta? Io non riesco, ma veramente Scatolini, ma c'è il buon senso da parte di qualcuno? Cioè il governo doveva mettere soldi per accompagnare il ragazzo a casa che si ubriacava. No, te lo paghi, sei obbligato ad andare a casa con qualcuno che poi io non sono per il proibizionismo, puoi bere finché vuoi, però non te guidi, punto. Non guidi. Io non ti vieto di bere, ti vieto di guidare, quello sì. Perciò se sei al ticcio non devi guidare, devi farti accompagnare da qualcuno, oppure ti prendi un taxi, visto che te bevi 3-4 drink da 10 € all'uno, perché costa quello, se qualcuno ne sa. Non sai chi beve spritz, bevono i drink, ecco, quelli che possono permettere. Sono anche tanti quei paghetti che dai i genitori, perché bisogna anche dire, oppure lavoro, mi pago, mi imbriaco, sì, ma non te guidi. Prego Scatolini, perché era passata anche questa? Sì, è così. Quindi, ripeto, oltre all'insegnamento dei genitori dovrebbe intervenire anche lo Stato. Non puoi, per l'amor di Dio, mettere un mezzo piuttosto che si ammazzino, ti metto un mezzo e non guidare. Ma bisognerebbe già insegnare a non bere. Perché la prima cosa da insegnare è non bere. Come dice giustamente Claudio, cominciamo anche a fare gli aperitivi analcolici, non so, i succhi di frutta, se passai de moda, se da gaggi beva i succhi di frutta adesso, bisogna bere alcol. Cos'è che la preoccupa di più Scatolini in questo momento? Oltre alla guida anche gli stipendi, come ha detto prima, perché le famiglie non ce la fanno più, questa è la verità. Guardi, i salari, come dicevo prima, è un grosso problema. I salari italiani negli ultimi 20 anni hanno perso potere di acquisto, ma ha perso potere di acquisto importante. Siamo il fanalino di coda in Europa e, come dicevo prima, nessuno vuol far niente, si scaricano le responsabilità dall'uno all'altro. Io, se mi permetto, anni fa ci dicevano non si possono aumentare gli stipendi perché abbiamo un debito pubblico altissimo. Oggi però hanno trovato, ormai da qualche anno, i soldi per finanziare una guerra,
li hanno trovati immediatamente e i salari italiani, anche con la guerra, hanno perso potere di acquisto. Anche per le grandi opere? Certo, per le grandi opere. Non c'è problema di trovare i soldi? Parliamo del ponte sullo Stretto di Messina? O Olimpiadi Milano-Cortina? Milano-Cortina, o a Venezia che vogliono fare il Bosco dello Sport. Ma non sono le priorità che hanno le famiglie oggi. Le priorità che hanno le famiglie oggi è quello di arrivare alla fine del mese e con gli stipendi attuali non ci si arriva. Qualcuno non arriva neanche alla metà del mese, con conseguenze disastrose, perché poi quando sono in queste condizioni sono costretti a fare ore straordinarie se vogliono arrivare a fine del mese. E se hanno minori dove lasciano? Perché ieri c'è stato un qui pro quo, che devo dire la verità, io voglio anche bene alla sindaca di Cavallino Treporti, l'Anesto, però non è che funziona così come dice lei è avvocato, sa le leggi, tutto, ma se io mi reco ai servizi sociali e trovo una persona incompetente che non sa e mi dice quello che gli passa per la testa, io vado a casa e metto in pratica quello che lei mi ha detto. Allora, se io ho un minore non è che posso andare a lavorare di notte se non ho nessuno che mi guarda questo ragazzo, perché non si è investito nella famiglia, magari io non ho i nonni e non posso lasciarlo da nessuno, allora perdo il lavoro e di giorno non lo trovo perché ho trovato quello. Ma capite che io non devo essere fortunata, come ho detto all'Anesto ieri, di vivere a Cavallino Treporti o a Verona, dove conosco e magari bene o male mi gestisco. Noi abbiamo bisogno di professionalità dietro gli sportelli, perché c'è una legge che il minore tu tante ore non lo puoi lasciare, lo devi accudire, lo devi tenere tu perché è un minore. E questo non lo dice nessuno, ma c'è una legge chiara, tu non puoi lasciarlo dai nonni dalla mattina fino alla sera e che dorma anche là, non puoi farlo. Lo fanno quasi tutti, è vero, però allora cosa facciamo le leggi se poi non le applichiamo? E poi le applichiamo, ecco il buonsenso, ecco, sulla mamma che deve andare a lavorare, poveretta, magari ha trovato un lavoro notturno perché di uno non l'ha trovato, ma non riesce a farlo perché non ha nessuno che guardano questi minori. Abbiamo Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Mirella, buongiorno, sono ospite. Adesso dico una cosa perché mio amico che corre con la Corriera sabato è andato a Jesolo a portare gente che c'era la data rovente di notte là, e anche portargli i ragazzi in discoteca. È arrivato a casa mio amico alle 4, ha detto del mattino, questi ragazzi erano tutti cotti in Corriera, tutti cotti, ubriachi e di tutto di più, e i genitori che aspettano vicino alla stazione di Treviso, ecco, quando arrivano sui figli non dicono niente, li prendono per le spalle, li mettono in macchina e non dice guarda che hai bevuto, ti metto a posto. No, sono cose da matti. I genitori dovrebbero vedere queste cose. Ciao. Grazie Mirella, come diceva Scattolini, anche la Pisi dobbiamo guardare in faccia questi figli, non solo perché hanno bevuto ma anche l'insegnamento nel correre, perché non è possibile, io non vedo diversamente giovani che corrono come lo, scusate, perché adesso stava quasi passando che era l'80enne e il 90enne che creava le cinette, per carità che sarà anche quello, ma che veramente corrono come pazzi sulle strade, non sono di sicuro gli 80enni o i 70enni, perché stava passando sto messaggio che veramente è meglio non dirlo. Andiamo a vedere invece purtroppo questi mortali che sono successi, poi commentiamo con Pisis e il nostro ospite Scattolini. Andiamo a vedere mortale Massimo Feletto, così ricordiamo anche Massimo, poveretto. Adesso dovrebbe partire il servizio. Allora, intanto che parte il servizio sentiamo cosa ne pensa il nostro Scattolini di questo veramente business e soprattutto le regole che non vengono rispettate, che se andiamo avanti così. Ecco, il servizio è pronto, Scattolini, vediamo il servizio e poi commentiamo. Caccia
caccia al pirata della strada. Si sono aggravate le condizioni della donna, una quarantenne di origini marocchine, che domenica sera a Tempio di Ormelle camminava sul ciglio della strada assieme a Massimo Feletto, il cinquantenne disabile, travolto ed ucciso da un automobilista che poi non si è fermato a prestare soccorso. La donna è stata trasferita all'ospedale di Treviso in osservazione per le lesioni riportate nell'incidente. I carabinieri, che stanno dando la caccia al pirata, hanno esteso le ricerche anche alle province limitrofe e stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e di lettori di targa della zona. Il pirata ha perso sul luogo dello schianto lo specchietto retrovisore che ha consentito l'identificazione del modello dell'auto, una grande punto di colore grigio. I carabinieri lanciano un appello a chiunque possa avere informazioni a non esitare a chiamare il 112. Intanto verrà fissata nelle prossime ore la data dei funerali di Massimo Feletto, che per il suo grande impegno nel volontariato era molto conosciuto e ben voluto da tutta la comunità di Ormelle, dove viveva, e San Polo di Piave, dove lavorava a Casa Vittoria. Ma era contento, faceva tante cose, una persona gentile, generosa. Sapete che frequentava la parrocchia di Mogliano, dava una mano al parroco, faceva anche un po' di teatro, insomma, una persona viva. Ricorda così l'ex sindaco di Silea e editore l'amico Michelangelo Gianola, 61 anni, vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 19 in via Bonisiolo, a Zerman di Mogliano Veneto, a pochi metri dalla sede della Croce Rossa. Un impatto frontale con un'auto che gli è costato la vita. Ci conoscevamo da una trentina d'anni, lavoravamo nello stesso settore, io una casa editrice, lui era un grafico. E in tanti anni ho sempre avuto bisogno della sua creatività. La pensione è arrivata a febbraio dopo una vita di lavoro, del tempo e una nuova libertà che ha spesso impiegato seguendo la sua passione, le due ruote. Ce l'aveva da sempre, da quando lo conosco, e purtroppo questa passione è stata poi una tragica fatalità. Fiero biker, Michelangelo era solito macinare chilometri e chilometri in sella alla sua Triumph, la stessa che stava guidando al momento del violento schianto. Il contachilometri fermo ai 120 all'ora. Michelangelo Gianola lascia una moglie e due figlie, Cecilia e Ilaria, a cui era molto legato, come testimoniano le tante foto sui suoi profili social. Sul luogo dell'incidente i soccorritori, accorsi tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. Ferito ma non in pericolo di vita, l'automobilista portato in ospedale in ambulanza in stato di shock. Sul sinistro la procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale al fine di accertare eventuali responsabilità. Allora, Patrizia Pisi, correre, ma correre con una certa modalità, perché fare un incidente a 40-50 all'ora è una cosa, fare un incidente a 120-130 all'ora è un'altra cosa, o prendere una curva. Prego Patrizia, e poi scappano, si parlava con Scatolì quasi sempre, poi tornano con l'avvocato, tornano ma intanto se ne vanno. Cosa sta succedendo? Ecco, la responsabilità, il senso di responsabilità. Vabbè, ho provocato l'incidente, mi fermò, no, niente da fare, intanto vado via dopo che penso. Prego. Ecco, questa è una tristezza infinita, Mirella, è una tristezza infinita, perché, perdonami, ma per me non sono incidenti, ma queste persone che scappano via sono dei veri assassini. Io li chiamo assassini, permettimi questo aggettivo, ma a questo punto io non so più che cosa dire, perché non si possono fare queste cose. Ma cosa si posso dirti? Ma non è neanche umano. Se io provoco un incidente, allora, o era ubriaco Marcio, questa persona, o era ubriaca veramente, non so fino a che punto, oppure aveva dei problemi con la patente, magari. Ma fermati, perché hai procurato un incidente mortale. Io veramente, quando vedo queste cose, mi arrabbio tantissimo, perché poi qui vedi, quello che poi finisce tutto, che manda tutto in una bolla di sapone, è la giustizia. Arriva la giustizia, arriva lui che dice: oddio, scusatemi, non volevo farlo, era una serata, perché poi se ne inventano di tutti i colori. Ma basta. Ma Patrizia, ma l'applicazione della legge, nel momento che tu hai ucciso una persona, ci sono persone che non hanno fatto un giorno di carcere, un giorno di carcere, nonostante abbiano ucciso una persona. Ma come vengono applicate allora queste leggi? Il codice stradale, la sicurezza, cosa vuol dire per quello che è a casa che ascolta, Patrizia?
Esatto, ma cos'è allora l'omicidio stradale? Ci siamo battuti, io mi sono battuta per 10 anni andando avanti e indietro col treno fino a Roma a spese mie, perché io l'ho fatto per me, perché mi hanno ucciso, ti ricordi che mi hanno ucciso un ragazzo di 17 anni sul marciapiede, una persona altamente ubriaca perché era fuori 4 volte e mezzo dai limiti consentiti dalla legge. Cosa gli hanno fatto? È vero, parliamo del 2008, nel 2008 non c'era l'omicidio stradale, non ha fatto un giorno di galera, gli hanno tolto la patente 4 anni e adesso c'è la sua patente, ma voglio dire, adesso c'è l'omicidio stradale, ci sono delle pene, abbiamo bisogno di pene certe. Abbiamo bisogno di pene certe. Una persona che uccide un'altra persona sulla strada con tutte le cose più possibili, immaginabili, non so, la velocità, il stato di ubriachezza, basta, applichi la legge, lo metti in galera anche, possono essere 3-4 giorni, anche un mese, ma mettiamoli in galera queste persone, per favore. Cerchiamo di far capire che hanno sbagliato, ma hanno fatto un errore umano, perché non si possono uccidere le persone sulla strada come degli animali, perché non c'è cultura della strada, Mirella, manca la cultura completa della strada. Siamo un popolo che non vuole rispettare le regole. Sai, Patrizia, che noi stiamo cercando anche col tuo presidente che ho avuto ospite di riuscire a fare questo appuntamento con la Premier Meloni, visto che lei dichiara sempre: sono Giorgia, sono una di voi, sono una mamma, perciò noi vorremmo che questa mamma, visto che, come ha spiegato molto bene Patrizia Pisi, noi abbiamo bisogno di risposte e di pene certe, che ci dica dove vuole andare a parare. Perciò ti prego di prepararti. Il Presidente era d'accordo di fare questo incontro a Roma, andiamo noi a Roma dalla Premier per capire cosa vuol dire omicidio stradale, perché ci sono tante mamme, tu le conosci, noi abbiamo fatto anche le associazioni, abbracciano le associazioni, proprio per quelle associazioni che non vengono ascoltate, che non siedono ai stati generali, che non ho ancora capito in qualche stati generali chi che partecipa e cosa proprio producono, perché devo ancora capirlo. Comunque, Patrizia, ti prego di parlare anche col tuo presidente, perché in autunno noi vorremmo fare questo appuntamento con tante associazioni e poi naturalmente parlerete voi come referenti, perché è giusto, però che siamo tutti che ascoltiamo, quello sì, ecco, per far capire che abbiamo anche noi i numeri per essere ascoltati, non solo i trattori i numeri, ma anche noi abbiamo i numeri, visto i morti che hai detto anche tu sulle strade, anche adesso 40 morti, sentito Scattolin. Ecco, quanto è importante un segnale anche governativo in questo momento anche molto particolare e difficile. Guarda, che il governo dia un segnale è una cosa fondamentale, ma io credo che, tornando al discorso che facevamo anche prima, bisogna che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Se io ho un incidente sulla strada non posso pensare di scappare via, mi devo assumere che abbia torto o ragione. La prima cosa che devo fare è quella di fermarmi per aiutare, eventualmente, se posso aiutare. È la prima cosa che devo fare. Poi penserò se ho ragione, se ho torto. Ma la prima cosa da fare è responsabilizzarsi e aiutare, se è possibile dare dell'aiuto quando è possibile farlo. E come dicevi tu, la velocità è inammissibile, è inammissibile. Vedevo prima quel poverino che è morto, ma su quelle strade là come si può andare a certe velocità? Bisogna che il governo intervenga su queste cose, mettere dei limiti, dei vincoli. Non è possibile, perché poi succedono questi fatti qua e ci lasciano. Poi chi ci rimette la vita poi non è che torna, poi non torna più, e la sua vita è finita. Abbiamo Serenella da Musile di Piave. Ciao Serenella. Ciao Mirella, e io abito sulla zona di periferia da Mille Pertiche che si va giù a Jesolo. Il sabato sera c'è il disastro, i ragazzi che corrono all'impazzata e nessuno fa niente. Per cui io spero di non vedere certe cose, perché mi fa un po' da brividire, e la notte qua non si dorme, il sabato sera specialmente è una cosa disastrosa e nessuno fa niente. Serve un po' di bloccare sta cosa, perché è insopportabile. Ti ringrazio Serenella di questa...
questa testimonianza, Serenella, molto importante, che fa capire che non è che noi dobbiamo subire la movida sfrenata, perché non ci sono le persone, anche le forze dell'ordine non hanno le persone a sufficienza, e c'è il business dell'alcol, e tanto mi fioggia un bravo ragazzo, e dai a questi bravi ragazzi che vorrei capire quai chisi cattivi, perché se tutti i bravi ragazzi non so quai chisi cattivi, devo ancora capire chi sono i cattivi ragazzi, ma sono questi comportamenti, e questi comportamenti, come giustamente dice sia Patrizia che Scatolin, vengono anche dalla famiglia, dai genitori. Non è possibile tollerare che vedi che tuo figlio spesso si ubriaca o corre a velocità, ti butterà qualche volta con sto fiolte, vedrà come che guida, perché poi la guida è quella, non è che si cambi. Ecco Patrizia, anche questa da parte anche dei familiari, perché tutti quanti dobbiamo fare squadra, perché da soli non si va da nessuna parte. Prego Patrizia. Tu sai che io rappresento centinaia di mamme, perché le hai conosciute, di vittime della strada. Ecco, io voglio fare un appello alle amministrazioni: per favore assumete personale da mettere sulla strada. Abbiamo bisogno di divise sulla strada, perché con le divise sulla strada allora forse riusciremo a diminuire tutto questo, ma anche le famiglie devono fare la loro parte. Dobbiamo darci tutti una mano, ma nel vero senso della parola, e aiutarci tutti. Stiamo tutti attenti quando siamo in macchina a tutto quello che facciamo. Guarda Patrizia, io penso anche una cosa, che non è vero che non ci sono le forze, perché abbiamo il mondo del volontariato. Io l'ho fatto e l'avete sentito con Franco Romano, che ha creato questa protezione civile, che non si chiamava ancora protezione civile, e andavamo proprio con le forze dell'ordine con loro nelle strade più pericolose, e devo dire la verità che quando uscivamo incidenti non ce n'erano. Questa è la verità, inutile che ce la giochiamo come vedevano, o una tuta gialla, una tuta rosa, una tuta arancione, siccome dicevamo guardate che non ci siamo solo noi, più avanti ne troverete altre, perché era così, ci mettevamo. E non succedevano incidenti, l'ha detto Franco Romano qui davanti alle telecamere. Allora non è così difficile, se si vuole cercare di fare rete, visto che siamo anche 7.500 associazioni di volontariato e chi vuole può fare qualcosa. Cioè abbiamo la protezione civile, non è che deve allargarsi per forza un paese per far uscire la protezione civile, perché anche in questo caso, visto quello che ha detto Patrizia in questo momento e Serenella da Musile, anche questo potrebbe fare la protezione civile. O sbaglio Patrizia? Poi vorrei sentire anche Scatolin. Perfettamente d'accordo, perché quando vedi una divisa non c'è niente da fare, decelleri, quindi è automatico. È una cosa che ancora quando ero giovane io, quando vedevi una divisa non c'è niente da fare, deceleravi, stavi attenta a quello che facevi, dove andavi, la freccia. È questo che ci vuole, abbiamo bisogno di delle divise sulla strada. Cioè, porta avanti anche questo Patrizia, anche questo, impiegare la protezione civile, che appunto abbiamo i militari nelle caserme, tiriamo fuori, abbiamo poche caserme, non importa, qui che c'è dentro, tiriamo fuori, facciamo le ronde una volta, non che le ronde Scatolino. Adesso è possibile, cioè ma ronde per una protezione, come dice Serenella, non si vive più, non si dorme più, prego. No, ma avete perfettamente ragione, trovo completamente d'accordo su questo tema. Ci vuole un controllo del territorio, sotto tutti, sia per quanto riguarda la strada, per evitare che succedano incidenti, come diceva la Patrizia, quando vedi una divisa sulla strada rallenti, è così che succede. E quindi più controllo abbiamo sulle strade, ma io direi più controllo anche del territorio stesso. Certo. Quindi con l'aiuto anche della protezione delle associazioni, anche dei volontariati. Siamo talmente in tanti, possibile che non troviamo queste associazioni che se dà, ma io veramente non riesco a capire. Dobbiamo fare di tutto per cercare di mettere tranquillità sul territorio e mettere più sicurezza sulle strade. Scatolin, forse qualcuno dividi e ti impera, forse è per quello che non andiamo avanti. Abbiamo Gianfranco Valeri, ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti. Signora Mirella, volevo dire due cose. Prima cosa, quando dicono che mancano le forze dell'ordine, va bene, mancano. Però se si mettono sulla strada, Mirella, se si mettono sulla strada le forze dell'ordine è una partita di giro, perché con le sanzioni si pagano l'autamente, sì, capito? È una partita di giro, più si assume la gente e vengono pagate con le sanzioni, cioè non è che così costano tanto.
non è come che si fa magari un posto un impiegato e l'impiegato costa e va bene lavorare anche lui, però sono due spese diverse. Poi un'altra cosa, signora Mirella, questo l'ho sentito l'altro giorno, sempre al bar con gli anziani, è meglio che non vada neanche più al bar. E sa cosa è successo? Ha visto quel camionista che ha lavato la cinghia e dava le botte a queste povere clandestine che erano salite sul camion. E tutti erano, ma come? Se avesse dato botte a un cagnetto, lo facevano in prima visione subito su tutti i telegiornali. E questo qui bastona, la cinghia si deve tenere addosso, ma non si dà cinghiate. Poi volevo tutti i colpevoli che lui, volevo sapere proprio se quelli lì come hanno fatto salire un camion frigo, volevo proprio sapere o che non avevano pagato per quello che le hanno bastonate, ha capito il discorso? Cioè, viviamo in un mondo che non si capisce più niente, però le forze dell'ordine si possono assumere i soldi delle contravvenzioni e pattuglie vedrà che ce ne saranno. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Guarda, veramente Gianfranco, ti ringrazio di averlo ricordato, questo episodio disgustoso che abbiamo visto. Ecco, è una cosa veramente che non è tollerabile a vedere certe situazioni di queste povere donne, tutte donne poi oltretutto, ecco come scendevano da questo camion nel silenzio assoluto, perché per la prima volta è stato fatto vedere col telefonino, ma chissà quante volte qualcuno diceva succede e nessuno dice niente, e qualcuno dovrebbe anche controllare dove si fermano sti camion. No, io non so, guarda Scatolini. Allora Patrizia, come ci saluti, che appello vuoi fare? Allora io faccio l'appello dicendo sempre la mia frase che dico sempre: non si tratta mai di una tragica fatalità, ma è sempre un errore umano. Stiamo attenti sulle strade e aiutiamoci tutti quanti a rispettare le regole. Grazie Patrizia. Grazie a te. Pisi, vicepresidente vittime incidenti stradali e mala sanità, collegata con noi da Verona. Ricordati di quello che ti ho detto, ma poi ci sentiamo al telefono. Certo, Patrizia, sempre grazie per quello che fai, perché sei veramente una numero uno. Adesso sentiamo come ci saluta Danilo Scatolin, rappresentante legale e sindacato generale di base Veneto e Treviso. No, guardi, su questa ultima questione che ha sollevato Gianfranco, oltre il fatto che le forze dell'ordine potrebbero essere pagate con le multe, ma anche con i soldi che potremmo risparmiare dalla sanità, perché tutti questi incidenti hanno un costo elevatissimo per la sanità pubblica. E quindi meno incidenti, meno cure, e quei soldi che potremmo risparmiare sulla sanità, che sono cifre, io una volta mi ricordo adesso, ma non ricordo bene qual è la cifra, ma stiamo parlando di cifre enormi, e potremmo reinvestire per assumere personale di più, per un controllo del territorio. Anche tutto quello che si risparmia dalla sanità, gli incidenti maggiori succedono nei centri abitati. Allora, tutto quello che risparmiamo lo investiamo sulla sicurezza. Allora, se Danilo Scatolin non deve lasciarci, vediamo se rimane ancora qua un po' con noi, perché avremo anche due ospiti importanti. Anche dopo abbiamo Andrea De Checchi, assessore comunale all'urbanistica alla città dei servizi di Treviso, ma se ne intende anche tanto di mobilità. E poi avremo anche Andrea Dam, perciò presidente associazione Emanuela Sicurezza Stradale, perciò continueremo a parlare, che bisogna parlare, non c'è niente da fare. Però abbiamo una telefonata. Eleonora, dai Eleonora, vai. Buongiorno Mirella. Buongiorno, allora, cara. Mi si sente bene? Sì, benissimo Eleonora. Grazie. Allora io approfitterei dell'invitato, non conosco il nome, comunque ho ascoltato a proposito delle strade, dei pericoli continui. E allora io dico questo, ma la tecnologia, gli scienziati non potrebbero provare a modificare la velocità del motore di un'auto? Io non guido l'automobile, non la guido, però modificando l'acceleratore, cioè bloccandolo ad una velocità, le auto sarebbero costrette a rallentare, cioè a percorrere ad una velocità già decisa, perciò non pericolosa quanto avviene oggi. E non si potrebbe fare questo e le strade arricchirle di dune
soprattutto prima di una curva pericolosa. Io ho abitato a Mira e tra Mira e Dolo, lungo il percorso del Brenta, c'è appunto una curva che delimita Mira da Dolo. Io mi ero rivolta al municipio per domandare, siccome lì è attraversata da tir, i tir erano alti quanto le casette circostanti e vicinissime alla strada, la statale, ma era stretta per un tir. E perciò rabbrividivo ogni qualvolta vedevo attraversare, ecco, per esempio, mi era stato risposto che il sindaco di Dolo non era d'accordo sull'aggiunta delle dune per una protezione in più ulteriore per quel tratto di strada che secondo me era già accaduto un incidente, cioè un'auto. Sì, era molto pericolosa. Eleonora, devo chiudere, ma sei stata chiara, ti ringrazio. Sentiamo, anzi non ti rispondiamo adesso perché devo assolutamente andare in pubblicità, ma aspetta perché Scatolini rimane con noi e risponderà a Eleonora, si è preso l'appunto, Eleonora ti risponderà subito dopo. Grazie Patrizia Pisi di essere stata con noi, pubblicità. Questa conferenza stampa è da parte nostra scusarci a nome della politica se sono finiti in mezzo a questa polemica dove non c'entrano assolutamente nulla, ringraziarli per il grande lavoro che fanno. Troviamo che sia inaccettabile e anche per alcuni versi volgare che per questioni di natura politica si attacchi in qualche misura la macchina amministrativa che svolge egregiamente il proprio lavoro. Una conferenza stampa convocata all'ultimo minuto con il sindaco Conte e l'assessore De Checchi che hanno voluto schierarsi al fianco dei dipendenti di Casugana coinvolti, loro malgrado, nella polemica politica scoppiata dopo la sentenza del TAR sull'appalto per i parcheggi. Dal primo cittadino le scuse agli uffici comunali, poi un messaggio a Partito Democratico e a Giorgio De Nardi. Fino a quando non ci saranno le scuse pubbliche, i rapporti tra maggioranza e opposizione saranno ingessati. Pretendo le scuse, non al sindaco, a me possono dire quello che vogliono. Non devono in alcun modo toccare e infangare il lavoro della struttura. Sono i dati a parlare, spiega l'assessore De Checchi. Durante l'amministrazione Conte abbiamo avuto l'1,2% dei contenziosi. Da luglio 2018 sono stati infatti 259 le gare d'appalto bandite, solamente 3 i ricorsi pervenuti. Di cui peraltro uno respinto e gli altri 2 invece relativi non a vizi della gara, quindi a procedura non svolta bene dagli uffici, ma sostanzialmente a comportamenti attribuibili a uno dei ricorrenti. Quindi devo dire la performance dei nostri uffici in termini di contenzioso in materia di gare appalti è zero. Conte chiede poi una presa di posizione da parte dei sindacati. Credo che non possano far finta di niente di fronte a questi attacchi. Sono attacchi vergognosi, infondati e che mettono in discussione le professionalità e il buon lavoro fatto negli anni dai nostri dipendenti. Per quanto riguarda l'appalto parcheggi, ieri la sentenza del TAR è stata notificata, ora ci saranno 30 giorni per un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Vedremo, spiega De Checchi, come orientarci in caso di un secondo grado di giudizio. In ogni caso l'appalto sarà decisamente rapido perché si potrà andare a scorrimento di graduatoria e quindi incaricare il secondo di procedere. Realisticamente credo che già per settembre potremo avere il nuovo gestore della sosta. Ed è con noi l'assessore comunale all'urbanistica e alla città dei servizi di Treviso, l'avvocato Andrea De Checchi, che ringrazio sempre per la sua disponibilità e anche sensibilità. E ringrazio anche Andrea Dan, presidente Associazione Emanuela Sicurezza Stradale, di essere con noi. Anche Andrea Dan, come Patrizia Pisi, un numero 1, tante battaglie, questo uomo che dopo la perdita della figlia ha deciso di vedere se riusciamo a capire perché tanti
tanti incidenti, perché tanta superficialità, leggi che ci sono ma non vengono applicate, oppure a descrizione del giudice. Parleremo di tante cose. È rimasto con noi anche Danilo Scattolì, rappresentante legale Sindacato Generale di Base Veneto e Treviso. Allora partirei proprio dall'assessore, l'avvocato Andrea De Checchi. Allora, abbiamo visto questo servizio, ma quanto importante è iniziare a capire che bisogna anche muoversi, bisogna agire, perché se andiamo avanti sempre con carte, non ne veniamo più fuori. Noi abbiamo bisogno di amministrazioni che agiscano nel bene e nel male. Se agiscono bene le premieremo, se agiscono male le bocceremo, così funziona almeno a livello locale. Prego, assessore De Checchi. Io posso che essere assolutamente d'accordo. Quella conferenza stampa che avete visto e quei due esempi citati per le due gare, una relativamente all'affidamento dell'ippodromo e una al servizio della sosta, sono gare che sono rimaste ferme e conseguentemente il servizio, una si è recentemente sbloccata, l'altra tra settembre e ottobre si sbloccherà, per ricorsi peraltro non dovuti a vizi della procedura, cioè a un errore tecnico dei funzionari pubblici che hanno sbagliato qualcosa nel predisporre gli atti di gara, ma a dichiarazioni di una delle due parti che poi si sono rivelate non corrette. Questo naturalmente ha fatto sì che 6 mesi, un anno, i cittadini di Treviso siano rimasti senza un servizio ben fatto. Perché? Perché non è che il servizio nel tempo non viene svolto, ma immaginatevi che quel soggetto che oggi ha la gestione dei parcheggi, che sa che non lo avrà più, evidentemente l'approccio mentale alla gestione di quel servizio non può essere lo stesso. Questo chiaramente pregiudica una parte dei diritti dei cittadini, perché quella lungaggine, quella tempistica fa sì che i trevigiani non abbiano un servizio della sosta in questo momento all'altezza della città di Treviso. Assessore De Checchi, quanto importante è dare un servizio ai cittadini, far capire che il cittadino è importante, che si sanno i problemi che si vive nel territorio da parte dell'amministratore, del sindaco e degli assessori. È stato detto che il sindaco di Treviso è il più amato, uno dei sindaci più amati, addirittura il numero 1, ma col sindaco c'è anche una giunta che bene o male quando si ricandida viene premiata bene o male dalle preferenze, capisci se uno ha operato bene o male, che poi rimango e va a casa è un'altra roba, però si sa. Il problema è capire che questi cittadini apprezzano che il sindaco si fermi, apprezzano che l'assessore De Checchi si fermi ad ascoltare, perché per loro in quel momento è importante questo aggancio, che non deve essere per forza in ufficio, ma anche io ho dei sindaci che dicono non riesco a attraversare la strada da casa mia all'ufficio perché mi continuano a fermare, però mi fermo volentieri. Ma questi sindaci sono stati tutti premiati dai loro cittadini o dai loro paesani, sono stati rieletti 2 e anche 3 volte. Quanto è importante la semina nell'ascolto della quotidianità della persona. Assessore, lei ha ricoperto vari cariche, ha fatto sempre parte anche di partiti importanti politici e ha sempre tenuto la barra dritta col suo stile. Prego. Fondamentale prima di tutto perché è un tema di trasparenza. Cioè il cittadino deve poter sempre avere un confronto diretto con l'amministrazione e deve far sentire la propria voce. Quindi è proprio un tema legato al rapporto politico-amministrativo con i cittadini e ai loro diritti. L'altro aspetto invece devo dire è di utilità, perché per quanto noi si possa essere presenti, per quanto i dipendenti del comune ti possano dare delle segnalazioni, la verità è che l'ascolto con il cittadino fa sì che molte situazioni delle quali tu probabilmente non verresti a conoscenza invece ti vengono segnalate in modo tale che tu poi possa dare un servizio migliore. Quindi è fondamentale
per l'ascolto della persona che ha bisogno di avere un rapporto diretto con la politica amministrativa, ed è una funzione importante anche per noi, perché attraverso le segnalazioni dirette, il parlare con i cittadini, veniamo a sapere di situazioni o di circostanze, anche le più banali, guardate, mi riferisco anche semplicemente a un lampione che non funziona, a una strada dissestata, o magari a questioni legate alla sicurezza per movimenti magari non particolarmente belli, che diversamente in una città ad esempio grande come quella di Treviso, in un comune così rilevante, potremmo anche non venire a sapere. Quindi è fondamentale sia per il cittadino che per noi, assolutamente. Prima di passare a Andrea Dan, Presidente Associazione Emanuele Sicurezza Stradale, volevo sapere se Danilo Scatolini aveva qualche domanda per l'assessore De Checchi. No, più che una domanda, io credo che quello che diceva sia fondamentale, nel senso che gli amministratori pubblici devono rappresentare i cittadini e quindi è indispensabile l'ascolto del cittadino, perché dal cittadino possono venire quelle prime indicazioni anche banali, come accennava De Checchi del lampione, che è il classico. Ma è importante che il cittadino abbia un ascolto, perché il pubblico deve in qualche modo rappresentare il cittadino. Perché la prima cosa succederà alle prossime elezioni, se non ha questo ascolto, il cittadino la prossima volta cambia. È evidente che è così. Quindi è fondamentale, come diceva De Checchi, l'assessore De Checchi, sull'ascolto del cittadino. Io credo sia indispensabile. Sentiamo anche Andrea Dan, quanto importante è l'ascolto di queste figure che rappresentano le associazioni nel momento che si confrontano con i governativi, perché adesso io so, poi lei Dan a Roma, penso che magari qualche pezzettino di qualche scalino di Roma sia anche suo, poveretto, visto tutte le battaglie che ha fatto per vincere una guerra che non è ancora vinta ma che è sempre in salita. Prego Dan. Beh, buongiorno. Diciamo che a Roma l'ultima battaglia che stiamo facendo ora, e speriamo che entro il 15 di agosto venga approvato il nuovo codice stradale da parte del Senato. Dalle ultime notizie che ho dalle commissioni competenti del Senato, tantissimi sono gli emendamenti e se vengono approvati, ahimè, ci sarà sempre quel iter all'italiana e dal Senato dovremo ripassare di nuovo con una votazione alla Camera prima di presentare il nuovo codice stradale alla Gazzetta Ufficiale, per cui significa questo che fino all'autunno non avremo nulla di nuovo. Io volevo cogliere l'occasione, visto la diretta con il sindaco, con l'assessore De Checchi, l'avvocato De Checchi, fare anche una domanda molto molto diretta, se mi è possibile. Un anno fa, era il giugno del 2023, in città, nel comune di Treviso, con il Targa System sono stati beccati quasi 10.000 veicoli, precisamente 9.700 veicoli, di cui 4.900 senza copertura assicurativa, 4.800 non revisionati. Dal mio punto di vista questi veicoli devono essere immediatamente tolti dalla circolazione stradale. Che pensa di fare? Come pensa di bloccare e sequestrare questi veicoli l'assessore? Prego Assessore De Checchi, visto che è anche un avvocato, sentiamo corrisponde come appunto al nostro Andrea Dan. Devo dire che ha chiaramente ragione, nel senso è fondamentale che i veicoli che impegnano le nostre strade siano manutenuti naturalmente e ovviamente assicurati. Il primo chiaramente per cercare di evitare sinistri, il secondo perché in caso di sinistro anche di non particolare gravità, ma comunque chi lo subisce possa essere poi ristorato, perché molto spesso chi non è coperto dall'assicurazione probabilmente non ha neanche le risorse proprie per riuscire poi a far fronte al pagamento dei danni. Quindi devo dire la mole, ora non ho un dato preciso a questo momento, so che dopo quei dati la polizia locale si è attivata per sanare il più possibile queste situazioni. Sono in corso di sistemazione, sono stati effettuati ancora più controlli e naturalmente chi è risultato non a norma è stato sanzionato con il fermo del veicolo o con le altre disposizioni che il codice
prevede, è chiaro che rispetto a una illegittimità così diffusa, il corpo della polizia locale, che conta circa una novantina di agenti, non può dedicarsi esclusivamente a quello. Però è altrettanto vero che nel tempo è una situazione che va risolta, anche ovviamente fermando i veicoli o garantendo che quei veicoli che sono stati fermati siano poi stati rimessi a norma. Allora, un'altra battaglia che sta facendo Andrea Dan è l'airbag sulle moto. Come sta andando? Perché lui propone anche delle cose valide, non è che ipotizzi, lui dice si potrebbe fare molto di più anche con questi strumenti. Prego Dan. Beh, andiamo molto male, anzi colgo l'occasione per chiedere un sostegno e un aiuto da parte della Giunta Comunale di Treviso. Mi spiego, in questi ultimi 6 mesi, rapportati nei 6 mesi del 2023, le vittime vulnerabili, i motociclisti, hanno aumentato un 50% degli incidenti mortali, però sono morti silenziose, che significa che un motociclista morto in una strada non fa cronaca nazionale, diventa solo cronaca locale. Solamente nell'ultimo weekend, nelle 48 ore di sabato e domenica scorsa, ben 15 motociclisti sono morti nelle infrastrutture italiane. Si è bloccato Dan? Sentiamo Scattolì intanto, questi numeri cosa dicono secondo lei? Abbiamo sentito 40 morti. Ecco. Eccolo qua, prego. Ecco, mi sentite? Sì, adesso ecco, sì. Non so dove ero arrivato, se ero arrivato per i 15 morti, 15 motociclisti. Ecco, ma questi non fanno cronaca nazionale. Tanto per dire, domenica scorsa a Latina è successa una tragedia. Un motociclista, 46 anni, contro uno scooter, era Ezio, contro Christian, contro Alice, 2 fidanzatini, 14-16 anni. 3 morti a Latina, però siccome non arriviamo alle 4 vittime, ecco che non fa cronaca nazionale. Però mettiamoci nei panni dei familiari di questa piccola Alice di 14 anni, di questo Christian mancato in un frontale tra moto. Per cui io sono convinto, non voglio toccare il nuovo codice della strada perché altrimenti andremo alle calende greche, però ora sta partendo una nuova commissione europea, per cui sto parlando dell'Europa, dove si può mettere come primo pilastro una votazione europea per dare obbligo all'airbag ai motociclisti. Io chiedo all'assessore, c'è la possibilità di aprire una commissione in comune con l'aiuto delle associazioni, delle istituzioni, delle forze dell'ordine e in più alcuni parlamentari e poter fare una certa pressione direttamente a Strasburgo quanto prima per la votazione dell'airbag per le moto? Prego, assessore De Checchi. Allora, è una situazione che tecnicamente avrei bisogno di approfondire, però conosco Dan da una vita, quindi so che quando dice qualcosa questo approfondimento evidentemente è stato fatto, quindi questo lo do per scontato. Non ho mai avuto modo di confrontarmi con il sindaco sul tema, però salvo quindi che Dan magari mi spieghi meglio tecnicamente cosa significa che il sindaco condivida questa impostazione, personalmente mi dico favorevole. Anch'io sono favorevole, Scattolì, anche come dice l'assessore, se non sono però sentire che anche nella moto c'è l'airbag, che abbiamo visto quanto importante è, perché porta delle nozioni molto approfondite, non è che spari a caso le cose, vuol dire che c'è la possibilità di fare questo. Scattolì? No, guardi, io mi associo a quello che diceva l'assessore, nel senso che anch'io sono un profano, non conosco la materia, quindi mi affido su quello che dice Dan, che avrà studiato sicuramente il problema e credo che vada affrontato il problema e trovare le soluzioni adeguate. Io all'assessore però vorrei porre delle domande rispetto anche all'ultima telefonata. Sì. Guardi, io lo dico... Io ho fatto per 40 anni l'autista di autobus e i dossi per l'autista sono un problema. Per l'autista di autobus i dossi sono un problema. Però se vogliamo evitare morti, tentare di evitare delle morti o degli incidenti, i dissuasori vanno assolutamente posizionati, almeno nei punti più pericolosi, per evitare che si raggiungano certe velocità.
io presterei questa attenzione e chiedo all'assessore se si può intervenire su questo problema. La signora parlava anche dei limitatori di velocità. Io ricordo, ripeto, ho fatto da 40 anni, che negli autobus c'erano i limitatori di velocità per evitare che l'autobus superasse i limiti. E credo che si potrebbe fare anche nelle macchine, parlo anche qui un po' da profano, ma credo che se veniva fatto nell'autobus si possa fare anche nelle auto. Ma il problema è che c'è Scatolì, ma non viene applicato, oppure me lo mettono, ma come non ci fosse. Sentiamo cosa dice Andrea Dan e poi sentiamo anche l'assessore De Checchi. Ci potrebbe essere questo strumento all'interno delle automobili? Perché a me risulta che ci sia, ma forse non viene messo per vari motivi, perché il business anche là c'è sempre il business dietro ste robe. Prego. Allora, dal mio punto di vista, se mettiamo questo, se andiamo a pensare che veicoli fanno uso delle nostre strade, ci sono veicoli usati soprattutto anche da immigrati con un costo di neanche 1.000 euro, dove è tutto compreso, dalle ruote, dallo sterzo, ma che veicoli stanno girando? E poi le cause vere e proprie, tanto per dire, degli incidenti, sono anche diverse. Dobbiamo iniziare a capire che la prima causa degli incidenti è la distrazione, per cui è l'abuso del cellulare alla guida, per cui quanto prima iniziamo a militarizzare le nostre infrastrutture, iniziamo a copiare anche ciò che stanno facendo gli altri stati. Un esempio: sono appena rientrato dal Marocco e in ogni città, anche di 40-50 mila abitanti, in ogni strada provinciale, regionale, nei confini, nelle entrate delle città, c'è un posto di blocco 24 ore su 24. Io sono convinto che se iniziamo a mettere fuori la polizia locale, iniziamo a mettere con tutte le forze dell'ordine, militarizzare, a costo di portare fuori anche gli alpini, ma una presenza 24 ore su 24 con le forze dell'ordine nella strada. Quando mettiamo questo, i dossi non servono più, e questo, dal mio punto di vista, questa militarizzazione andrebbe anche a lenire anche questa grande problematica che c'è oggi per quanto riguarda i furti, per quanto riguarda la microcriminalità. Perché? Perché si inizia a sapere chi entra auto per auto, per cui il terrorismo, tutto ciò che può servire non è solamente sulle vite della strada, ma si va a portare anche più tranquillità alle famiglie. Sentiamo come risponde l'assessore De Checchi. Prego, assessore. Allora, per rispondere all'ospite in studio, devo dire che io sono assolutamente favorevole a degli strumenti che possono limitare la velocità, che non è solo il dosso peraltro, perché ad esempio a Treviso in alcune strade, magari vale meno naturalmente per gli autobus, però in alcune strade dove avevamo qualche problema di velocità, ad esempio in strade di quartiere, quindi anche con una limitata dimensione, abbiamo utilizzato ad esempio i restringimenti della carreggiata, che quindi comportano lo stesso la riduzione della velocità senza avere i dossi che poi possono creare delle altre problematiche. Però in linea di principio sono assolutamente d'accordo con quegli strumenti che possono limitare la velocità, che vanno quindi dal dosso ai rallentatori, ai restringimenti per causare appunto il rallentamento del veicolo, quindi certamente sì. Per quanto riguarda invece quello che diceva Dan, devo dire, non amo moltissimo, anche se ne capisco la suggestione, il termine militarizzare, no? Perché io tendenzialmente andrei a premiare i comportamenti virtuosi, spiegando alla gente che hai dei vantaggi se ti comporti bene, no? Mi piace di più questa faccia della medaglia, anche se mi rendo conto che è più un aspetto quasi lessicale che non sostanziale. Certo è che condivido una cosa invece, che non possiamo permetterci di tenere i soggetti con le divise a fare carte in ufficio. Chi ha una divisa deve stare per strada per la sicurezza stradale e per l'altra sicurezza, quella dell'ordine pubblico, così come per quanto riguarda altri elementi, così come veniva detto. Quindi sono assolutamente favorevole al fatto che si inaspriscano in qualche misura le pene, perché ancora devo dire da noi la concezione che
avere un veicolo in mano e utilizzarlo in maniera impropria non sia simile ad avere un'arma e utilizzarla male è qualcosa che è poco sentito, quindi bisognerebbe essere più severi su questo, e sono anche d'accordo che le divise devono essere tolte dagli uffici e stare per strada. Senta, Assessore De Checchi, io prima ho fatto una proposta a Patrizia Pisi, che è vicepresidente Associazione Vittime Incidenti Stradali e Malasanità, che avevo ospite, ricordando quando io uscivo con Franco Romano, con le forze dell'ordine, parlo di tanti anni fa, proprio nelle strade, specialmente durante l'estate, e facevamo questi posti di blocco, come dice Dan. E non c'è, siccome le forze dell'ordine anche all'epoca non avevano dei numeri sufficienti, si abbinavano a Franco Romano Radio Emergenza. E Franco Romano, che io ho invitato ospite, ha dichiarato davanti a queste telecamere: quando uscivamo noi, ti ricordi Mirella ha detto, quelle sere, quei sabati sere, incidenti non ne succedevano, neanche uno. Perché? Perché come vedevo una divisa, che fosse gialla, viola, arancione, ma una tuta, le macchine rallentavano, ma solo quelle che si fermavano dicevamo loro: guardate che più avanti ne trovate un'altra, non pensate di passarla liscia così facilmente. E non succedeva nessun incidente, l'ha dichiarato, numeri alla mano, il nostro Franco Romano. Allora prima io ho chiesto: perché non impiegare la protezione civile, specialmente come diceva Eleonora prima che ha chiamato, non si vive più, non si dorme più dopo queste movide sfrenate, perché non è solo che ci sia un problema quando si allaga un paese o un territorio, qui abbiamo un problema di proteggere la popolazione anche durante queste ore notturne, perché veramente non ne possiamo più e di morti che poi troviamo. Tanto è vero che Patrizia Pisi ha detto che stanno ricominciando le stragi del sabato sera. Cosa ne pensa, Assessore, di mettere in campo la protezione civile o gli alpini, come ha detto qualcun altro, proprio nei fine settimana, perché è là che ce la giochiamo poi? Perché nella vita basta che trovi un deficiente, non è che ne devi trovare uno, ne basta uno trovarne. Prego, Assessore. Sì, la verità è che purtroppo molto spesso ti capita di trovarne molti di più. E devo dire, allora, comprendo la suggestione, ne capisco anche quali potrebbero essere i benefici. Devo dire che secondo me è necessario però creare prima delle specializzazioni. Cioè la gente che va per strada a qualunque titolo deve essere ben formata per quello che deve fare. Oggi forse protezione civile e alpini, per quanto riguarda la protezione civile, hanno una formazione diversa rispetto a quella che può essere per strada. Quindi in linea di principio devo dire è una cosa sulla quale sarei disposto a discutere, naturalmente creando prima però quegli elementi formativi che possono poi consentire anche ai soggetti che come volontari vanno per strada di essere essi stessi in sicurezza. E questo è un aspetto. Devo dire altresì che tendenzialmente in un mondo perfetto, anche se capisco che è un po' utopica come idea, io non dovrei ricorrere, cioè il mio diritto ad essere sicuro per strada mi deve essere garantito dallo Stato e dagli strumenti che lo Stato mette a disposizione in questo momento. Il ricorso al volontariato per la sicurezza è qualcosa che secondo me limita un po' i miei diritti e le mie prerogative. Noi paghiamo un mucchio di tasse e il corrispettivo di queste tasse lo Stato dovrebbe garantirmi dei miei diritti. Ma purtroppo, Assessore, lo sa che non è così, tanto è vero che il mondo del volontariato sta mettendo le pezze dappertutto dove la politica non arriva. Forse li abbiamo anche viziati un po' troppo, devo dire la verità, perché quando ha un problema l'amministratore chiama il mondo del volontariato e arriva subito. Questa è la verità, perché è disponibile anche a farlo subito, senza tanti problemi. Il problema è che forse dobbiamo intervenire in qualche maniera. Siamo 7.200 associazioni di volontariato, cerchiamo di vedere anche chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto, come dice l'assessore, non si va da nessuna parte, ma possiamo trovare una sinergia con quelle associazioni che magari sono più predisposte a fare questo. Cosa dice Scatolini?
No, guardi, io sono un po' d'accordo con quello che diceva l'assessore, nel senso che non è che possiamo mettere in strada persone... Chiunque. Devono essere formati. Sicuramente vanno formati perché devono fare qualcosa di diverso del volontariato. Credo invece che sia indispensabile il controllo del territorio, questo sia indispensabile, quindi usare tutti gli strumenti per mettere sotto controllo il territorio, sia per quanto dicevamo anche prima, sia per quanto riguarda il controllo delle strade, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Il territorio va controllato, perché senza controllo stiamo Abbiamo andando. anche i militari nelle caserme, assessore, una volta facevano le ronde quei militari, sì. Formiamo loro, allora cerchiamo di formare anche loro, visto che li paghiamo, che sia gratis, cerchiamo di formare anche loro che hanno già una base di formazione, perché essendo all'interno delle caserme ne caveremo anche poche, ma che ne caveremo ancora. Allora vediamo l'airbag che il nostro regista, bravissimo Italo, veramente è riuscito a trovare l'airbag per la moto. Andiamo a vedere, sentiamo Dan come lo commentiamo, cosa stiamo vedendo? Sì, ecco, allora questo airbag va a salvare delle vite umane, esiste già in commercio il gilet, poi ci sono anche altri prototipi, ma questo perché? Perché la prima morte, anzi non lo so se nel futuro porteremo avanti anche una campagna di togliere il casco, perché col peso del casco la prima morte di incidenti con le moto è proprio che ci si spezza la spina dorsale, per cui è fondamentale, tanto per dire, essere coperti non solamente la testa ma anche la spina dorsale. Io volevo anche riprendere ciò che aveva riferito prima e convivo, diciamo, proprio con le idee dell'assessore, la grande acribia che ha avuto per quanto riguarda di convivere e spiegare alla gente, diciamo, cosa vuol dire guidare. Ecco, io dalle ultime statistiche che ho in mano, la maggior parte degli incidenti, soprattutto nel nord-est, la statistica, non la maggior parte, sta aumentando con gli utenti che non sono italiani, non sono residenti in Italia. Dan, hai una connessione che va e viene. Marocchini, ecco, come dicevo, sto pensando che abbiamo delle... Mi sentite? Sì, adesso si veloce, Dan. Ecco, come dicevo, abbiamo grandi statistiche che gli utenti stradali non sono più gli italiani, abbiamo chi prende la patente negli stati esteri, marocchini, indiani, albanesi, romeni. Perché non iniziamo col comune con introiti dovuti anche alle multe, con introiti dovuti agli autovelox, che c'è l'obbligo di dedicarli anche sull'educazione, e iniziare a trovare le varie associazioni direttamente lì e parlarne anche con le associazioni straniere. Allora sentiamo subito l'assessore, perché è importante, ecco, ho lasciato un po' trascorrere le telefonate perché penso che sia importante sentire gli ospiti questa mattina, dobbiamo parlare e cercare veramente di fare rete tutti assieme. Prego, assessore. Sono d'accordo, nel senso che come insegniamo l'italiano, perché chi arriva in questo paese, e attenzione, io sono tra quelli che anche per questioni di personale è necessario, la natalità è bassa, quindi dobbiamo avere livello demografico, quindi è bene che la gente arrivi, ma è altrettanto bene che chi arriva sia assolutamente in grado di capire la lingua e applicare correttamente le nostre regole, tra cui quelle del codice della strada. Scatolin? Sì, ha perfettamente ragione l'assessore, non c'è alternativa a questo. Libero accesso, perché io sono per il fatto che non ci siano preclusioni sull'accesso nel paese, però bisogna rispettare le regole. Tutti quanti, non uscire di casa e farsi le proprie regole. È così, è così. Allora adesso permettetevi, ecco, penso che tutti quanti ci uniamo proprio le forze e l'applauso, perché l'assessore Andrea De Checchi si è sposato non ieri ma pochi giorni fa, perciò facciamo gli auguri veramente al nuovo sposo, al neo sposo, a sua moglie, alla sua famiglia meravigliosa, perché l'assessore De Checchi ha deciso di fare questo passo, di sposarsi. Siccome ho avuto preti, ma fortuna qualche prete, ecco, dice che i matrimoni sono in aumento, ecco, l'avvocato De Checchi ha incrementato questo numero e si è sposato. Come si sta sposati? Perché è un'altra cosa, Adesso c'è la fede che unisce. Prego, assessore, come ci saluta?
Ringraziandovi, grazie. Grazie all'assessore Andrea De Checchi, assessore comunale all'urbanistica alla città dei servizi di Treviso. Si ricordi di me, assessore, per quello che ho detto prima. Grazie Andrea. Andrea, come ci saluti, veloce? Ma io saluto soprattutto le istituzioni, incontrandoci quanto prima a Treviso e mettiamo giù dei piani preventivi, iniziamo a non fare solamente repressione ma anche formazione anche di stranieri. A quando, assessore? A presto, penso. Ecco, anche perché le porte dell'assessore, devo dire la verità, il suo ufficio è sempre aperto e anche il telefono. Scatolin, come salutiamo? No, salutiamo, io volevo fare un invito all'assessore perché a Venezia abbiamo capito cosa sta succedendo con questi appalti. Certo non è Treviso, però che ci sia la massima trasparenza quando si fanno questi appalti. Non è possibile che accadano questi fatti, quelli che stanno accadendo a Venezia, perché vanno a discapito dei cittadini. Io voglio salutarvi con questo messaggio. Grazie Andrea Dan, grazie Andrea De Checchi, grazie a Danilo Scatolini di essere state con noi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Braciole. L'uva sultanina è una varietà di vite europea usata prevalentemente per produrre uva essiccata, cioè uva passa o uvetta. Questo perché si presta bene a questo scopo, essendo apirena, priva di semi e ricca di zuccheri. Ingredienti per 4 persone: 4 fette di maiale, passata di pomodoro, uva sultanina, pinoli, un bicchiere di vino, olio extravergine d'oliva, prezzemolo, aglio, sale. Preparate un trito di prezzemolo e aglio. Aggiungete i pinoli. L'uvetta e un pizzico di sale. Disponetelo su ogni fetta di carne. Arrotolate singolarmente ogni fetta di carne e chiudetela con uno stuzzicadenti. Rosolate per qualche minuto le braciole nell'olio di oliva. E aggiungete un bicchiere di vino. Quando il vino è evaporato, unite la passata di pomodoro e fate cuocere lentamente aggiungendo un po' d'acqua.
cottura ultimata, la salsa dovrà risultare densa e la carne tenera. Servite e buon appetito!